non è un problema, ti telefonerò, ti offrirò una serata strana, il pretesto lo sai, 4 dischi, un po' di whisky, sarò grande vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai che maschio sei, lui chi è, come mai l'hai portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da sola, semmai, mentre lui chi è, lui chi è, già è difficile farlo con te, mollalo, lui chi è, lui cos'è, lui com'è, è distratto ma è certo di troppo, mollalo, mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità, trovarmi una collocazione, ora spiegami dai, l'atteggiamento che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui, non è il mio tipo, lui chi è, si potrebbe vedere, si potrebbe inventare, si potrebbe rubare, lui chi è, no 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 no, no, lui chi è, lui chi è, già è difficile farlo con te, mollalo, il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci proverò, la geometria non è un reato, garantisci per lui, per questo amore un po' articolato, mentre io rischierei, ma il triangolo io lo rifarei, perché no, lo rifarei, lui chi è, no no no, no no, lui chi è. La geometria non è un reato, però la matematica neppure dovrebbe essere un reato, eppure a noi i conti non tornano mai, i nostri però, gli altri non si sa, ma i nostri non tornano mai. E sì che ce la mettiamo tutta, siamo bravi, diligenti, cerchiamo anche di dare qualcosa anche agli altri col mondo del volontariato, ma i conti non tornano mai. Ne parleremo questa mattina con Sebastiano Baccichetti in presenza, co-titolare azienda agricola del Vittoriese. Grazie Baccichetti di essere qui. Grazie a lei. Saluto che è ritornato anche Patrizio Miatello, presidente associazione Ezelino Terzo da Onara, perché ha delle novità, perciò come mi ha scritto che ci sono novità importanti e veramente ottime, almeno speriamo, e abbiamo invitato a parlarcene Patrizio Miatello. Allora Patrizio, io inizierei proprio da Patrizio Miatello per capire cosa sta succedendo, visto che ci sono delle speranze per le persone che hanno anche chiamato a Sveglia Veneti. Prego Miatello. Allora, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta e Sveglia Veneta. Allora, la notizia importante è che per chi aveva fatto la domanda del Fondo Indennizzo Risparmiatori, cioè sono 144.000 persone, risparmiatori che erano stati derubati dei loro risparmi, accantonati nelle quote delle banche cooperative, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e altre 9 banche in Italia, i soci azionisti avevano già preso il 30% di quello che avevano accantonato. Ora è stata fatta la legge
per l'ulteriore 10%, che però fin tanto che sappiamo non c'era la conferma, era tutto sempre un po' così lasciato campato in aria. Ecco, adesso abbiamo avuto la conferma con un comunicato da parte di un senatore che è il senatore Zanettin, che ha avuto conferma dall'ufficio gabinetto del ministro Giorgetti, che il 10% partiranno i bonifici dalla prossima settimana, esattamente dal 13-11, quindi lunedì 13-11, inizierà la procedura dei bonifici dell'aumento del 10%. Questa procedura durerà fino al 31-12-2023. Questo è importante sottolinearlo, perché purtroppo ci sono tanti che stanno aspettando questi 5, 3, 7, 8 mila euro di media, e difatti anche a noi settimana scorsa siamo sempre stati sollecitati, perché purtroppo il momento è difficile per tanti, soprattutto per chi ha perso tutto, come i 144 mila risparmiatori, e praticamente partirà dal 13 fino al 31-12-2023. Quindi in sostanza può essere che uno lo riceva anche il 31-12-2023. Ecco, diciamo che la tempistica comunque è entro questo mese e mezzo che trascorreremo. Vediamo anche gli articoli che abbiamo visto, che sono importanti, ecco, per confermare ulteriormente le parole del nostro Miatello. Perciò, anche se l'ossigeno sta arrivando a gocce, ma arriva l'ossigeno, perché ha detto, come ha detto appunto Patrizio Miatello, ci sono delle persone che veramente ci contano con questi soldi, sono importanti, specialmente a fine anno, sta arrivando l'inverno, perciò io penso che sia un'ottima notizia. Cosa ne pensa Bazzichetti di questa notizia che ha dato veramente importante Patrizio Miatello? Finalmente c'è la conferma che questo arriverà. Posso dire che era ora, noi personalmente non siamo coinvolti in questa situazione, ma comunque era una situazione critica per tutti i risparmiatori che hanno involontariamente incappati in questa situazione. Com'è la situazione, Bazzichetti, proprio visto che lei è un'azienda agricola, ecco, perché si sente questi prodotti che aumentano sempre di più, scarsità di prodotti, poco, non si trovano lavoratori, com'è la storia? Beh, c'è un po' tutto assieme. Diciamo che quest'anno per noi è stato un anno critico, tra grandine, siccità prima, piovosità adesso sulla raccolta. Noi stiamo lavorando in questo momento col frantoio, abbiamo avuto dei problemi di giornate che non si poteva raccogliere, di conseguenza si accumula sulle giornate buone. L'anno è stato critico un po' per tutta la campagna, non è uno scherzo, a parte il ritorno economico che è un'altra voce. È proprio stato un andamento stagionale particolare, speriamo non si ripeta. Non siamo solo noi, perché ad esempio sull'olio la Spagna è 2 anni che non sta producendo, i prezzi, sappiamo che l'importazione italiana della Spagna è del 75% circa di quello che va in commercio, il 75% è spagnolo. Mancando da 2 anni quel prodotto là, i prezzi sono destinati a lievitare finché ci sarà prodotto, perché mi sa che a un certo punto proprio cambierà. Pensate. La produzione da noi è stata a livello nazionale sulla media non proprio eccessiva. Nel Veneto siamo sotto la media degli anni scorsi. L'anno scorso abbiamo avuto un record di produzione e di rese in olio elevate. Quest'anno è al contrario, siamo bassi di resa con prodotto non proprio di massima qualità, però comunque buono. Ma questo cambiamento climatico, voi come lo vivete? Perché dovete rinnovarvi sempre di più, inventarvi sempre nuove, diciamo che avere nuove idee, perché così... Che a sfavore di tutte le altre coltivazioni, per l'olivo sta andando a favore.
senz'altro l'olivo non è quello che salva le aziende, è un riempitivo, è un qualcosa di prodotto eccezionale, buono, però non salva l'agricoltura. Cioè, gli anni che stanno andando a scapito, ripeto, di altre produzioni, per la siccità ok, per l'olivo sta andando bene perché non sopporta il gelo. Cioè dovete diversificare, cambiare in continuazione. Una volta c'era il latte, poi sono sparite le mucche, poi è sparito il latte. Pensate, ve lo dico qua, sapete che mi arriva dal Banco di Verona, dalla CEE, la Comunità Europea, ogni primo o terzo martedì del mese ci arriva questo carico. Beh, ieri mi hanno chiamato dicendo quello che arriverà martedì prossimo 14 e non ho un goccio di latte. Perciò io il latte lo dovrò comprare, manca il latte, manca la farina, manca lo zucchero. Ecco, io non so, a dicembre speriamo che ci sarà appunto questa colletta alimentare che per noi è molto importante, però non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Ecco, il latte per noi è un prodotto fondamentale, eppure non arriverà un litro di latte, perciò grazie a voi, speriamo che arrivi anche sto 5 per 1000, che capiscano l'importanza, dovremo acquistare questo bene prezioso perché per noi è importantissimo. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda l'agricoltura, va bene, è già un anno balordo perché so cosa che vuol dire, mi guarderà con i produttori, con gente, contadini, gente, va bene, e dei primi taccai, quando che questi maltempi, queste disgrazie, si perde quasi tutto. E purtroppo i contadini di quelli che tiene una certa economia in più, di quelli che si spacca la vita più di tutti, perché a terra che per terra non arriva in alto. E dunque dovrebbe essere dargli un aiuto speciale a loro, perché il suo lavoro non è solo quello di fare soldi, è quello di dargli da mangiare alla gente, e questo bisogna capirlo. E il mestiere del contadino adesso gli dà tre, si dà tutti, ma mi ricordo quando ero piccolo, perché va bene, ho sempre lavorato in mezzo alla frutta e alla verdura con mio papà, va bene, conosco benissimo. E bisogna aiutare questa gente che è qua, perché se non vede il suo lavoro, sua tora, non vede niente. Va bene? E quanto riguarda ai soldi delle banche, non è una vittoria, è un diritto. È un diritto, perché mica vuoi da 100 milioni, o 50, o 100, o 30, quello che è. E ti vieni a fregare. Adesso che ti dà 2.000 su 50.000, dovrei essere contento? No, non sono contento. Mi doveva darmi tutti. E il governo adesso si fa vero per questo discorso, e da 5-6 anni ci spetti i soldi. Gli ha rovinato famiglie intere questo discorso. E non ne neanche un'era, neanche un... che cosa se voglio parlare? Grazie a lui che i soldi, ma che Dio lascia da fare, ma noi sempre per brave persone come lui. E una volta, ma sui stessi tu, ti deve essere contento, te lo dà tutta la mia, i soldi che ho messo in tutta la mia vita, fare vecchiaia, ti mi la fregai. Dovevi affittare qua, c'era da fare come si fa l'Islam, ti dettagli esate, una volta tagliare esate, ma più è grata. Questo è il problema, Mirella. Ti rimedio la gente che ti aiuti, che ti fa del bene, e ti vedi e magari meglio di qualsiasi altro. Comunque ti lascio lavorare, buona giornata, bravi a tutti voi. Grazie al nostro Rinaldo, sempre in prima linea. Allora Miatello, ecco, questa situazione che stava diventando drammatica, ma un po' alla volta almeno un qualcosa arriva, perché c'era il rischio di perdere veramente tutto, perché sappiamo come funziona in Italia, no? Va tutto in canarina come Cadisi a Giusi. Prego Miatello. Sì, no, ma io concordo con Rinaldo, ma aggiungo, è vero, quello che doveva essere e deve, secondo me, essere ridato è il 100% del risparmio accantonato più gli interessi e la rivalutazione, perché è vero che da zero abbiamo portato a casa questo 30-40%, ma è anche vero che se fra questi 144.000 il 90% è tutta gente che aveva messo via i 10 milioni di lire, i 15 milioni di lire negli anni 80-90. Significa che se io quell'accantonamento del risparmio
lo porto dopo 30 anni, dopo 40 anni, solo con l'interesse legale, non interesse dovuto, è rivalutazione monetaria. Senza la rivalutazione monetaria questi 10 milioni di lire a oggi sarebbero stati 30 milioni di lire. Quindi la legge è andata a dare il 30%, ora il 10%, di quei 10 milioni di lire che la gente aveva accantonato negli anni 80-90. Quindi se andiamo a vedere, io sono il primo a dire che è una vergogna, però sono purtroppo anche a dire che da avere 0,000 e portare a casa, io ho avuto ieri 2 o 3 persone che sono venute qua, uno ha perso il lavoro, sua moglie purtroppo ha dei problemi di salute, adesso speriamo che gli diano l'invalidità, questo non lavora, avevano 58.000 euro di cui una parte, 30 milioni di lire, che lui aveva ereditato dal nonno. Questo qua non ha neanche i soldi da mangiare e io gli ho detto: se c'è bisogno vieni a darmi una mano, se non trovi il lavoro, perché adesso anche la NASP non si sa se ha diritto, cioè siamo alla follia. Però questo qua, fra lui e sua moglie, gli arriveranno 4.500 euro più altri 4.500 euro nella disperazione, perché non voglio che nessuno fraintenda quando io sono contento. Io sono contento perché tutte queste persone dovevano avere zero per il sistema e dovevano solo spendere soldi di avvocati per niente. Questa è la drammaticità e ha ragione Rinaldo, però bisogna anche guardare il senso positivo delle cose. È la prima volta che diciamo vengono indennizzati azionisti ed è la prima volta che è un progetto partito dal Veneto, un progetto che grazie anche a Sveglia Veneti e ai parlamentari veneti siamo riusciti a svegliare l'Italia, siamo riusciti a dire: tu sistema, se sbagli attento, perché adesso con i soldi che tu porti via ai risparmiatori che non avvisi, come da una legge che era stata fatta nel 2005 dal povero Silvio Berlusconi, tu banche li devi dare se truffi. È una follia, però per fortuna che abbiamo risvegliato quella legge, se no nessuno avrebbe preso niente. Invece di 112 suicidi ne avremmo avuto una catastrofe. Questo è. Però Mirtello, può un paese sopravvivere quando i controllori, anzi i controllati, sono i controllori? Che noi l'abbiamo visto anche con Banca d'Italia, o sbaglio? Eppure non si è mosso paglia. Nessuno diceva niente. Ecco, le sembra che un paese potrà continuare con i controllati, che sono i controllori in gran buona parte, soprattutto quando parliamo di cifre incredibili? Abbiamo visto anche col Ponte Morandi cosa hanno dichiarato. Perciò capite bene che poi quelli che veramente subiscono i controlli sono sempre le fragilità. Chi lavora in questo paese? Chi lavora, chi si comporta bene, chi cerca di stare proprio nella linea. E no, quello viene segato, quello viene segato. O sbaglio, Bacicchetti? Diciamo che io, ripeto, quello che ho detto prima, su questa situazione non mi sono trovato, perché noi come azienda agricola purtroppo quello che riusciamo... Vabbè, ma come persona, come uomo, come agricoltore? Ritengo che sia una cosa veramente ingiusta, cioè il sudore di una vita, farli sparire senza colpe, cioè penso è una che politica silente che faceva finta di non sapere, magari sono andati a pranzo o a cena chissà quante volte, a riunioni, perché c'erano, li vedevamo, però poi spariti tutti, nessuno sapeva niente. Così funziona in Italia. Tanto i veneti mi non combatte, i cerabia una santa, dopo a che passa. Infatti c'è il proverbio molto importante che dice... il proverbio del Menga: chi ce lo prende in se lo tenga, rimboccati le mani e vai
Abbiamo Paolo da Montagnana, vai Paolo. Buongiorno Mirella, a Buongiorno. te e agli ospiti. Buongiorno. Volevo rispondere, volevo capire un attimo col signor Miattello, no? Portano a casa qualcosa, però il fatto è, Miattello, che ci rimettiamo sempre noi risparmiatori, sempre. Quelli che hanno rubato i soldi se la spazzano, se la godono, no? Risarciscono quel poco che risarciscono, che è sbagliato, perché giustamente io darei il 100% con gli interessi e tutto, perché queste persone avevano impegnato i soldi dei nonni, dei papà che li avevano lasciati e loro si stanno divertendo con i soldi che hanno rubato a questi risparmiatori, no? I soldi che gli danno sono soldi pubblici, soldi di tutti, no? Senz'altro. No. E questi si fanno stipendi da favola, si fanno tutto quello che vogliono. Allora io dico, no, per cosa questi che hanno rubato questi soldi non devono pagare? Sono liberi, tranquilli, stanno nei suoi paradisi fiscali, secondo me. No, va bene, allora mi scuso se ho detto qualcosa che non va bene, però non è giusto neanche questo, perché io dico che noi italiani siamo un grande popolo di lavoratori, di risparmiatori, e non vedo per quale motivo gli altri devono rubare dalle nostre tasche per fare forse la bella vita loro, compresi i nostri politici. Comunque sarebbe giusto che gli venissero dati il 100% a questi risparmiatori, perché noi italiani, le dico, noi italiani, un attimo solo dopo chiudo, adesso io mi sono fatto la casa, no? Per farmi la casa ho pagato le tasse, ho pagato la Bucaiossi, ho pagato tutto quello che c'era da pagare. Quando io non andrò nell'altro mondo, la mia casa andrà a mio figlio, no? E anche lui dovrà pagare su una cosa che io ho già pagato. Ma io dico, ma questo è un sistema che non regge più in Italia, no? C'è gente che non ce la fa più e dobbiamo pagare allo Stato delle cose che abbiamo già pagato 10 volte. Cioè, io queste cose non trovo giuste. E poi no, la baglianata, la cretinata che trovo più grande, no? È che questi si danno la colpa uno all'altro dei governi che ci sono stati. La sinistra ha la colpa alla destra e la destra ha la colpa alla sinistra. Ma che cosa credono che noi italiani siamo cretini a non capire che ci stanno prendendo tutti per il culo qua? È un sistema che non può reggere e ci devono mettere nell'ordine delle idee che sta mancando il pan, e quando che manca il pan scomincerà anche il bacan. Buona giornata a tutti e scusate per l'esternazione. No, ci mancherebbe Paolo, anzi fa piacere ricevere le telefonate del popolo, quello che sente, che dice ma credono proprio che siamo tutti dei cretini. Sappiamo noi che ci hanno tolto il coltello dalla parte giusta e ci hanno lasciato quello che taglia e ci tagliano continuamente. Prego Miatello. Sì, io concordo con tutto quello che ha detto Paolo. Quando ho detto no, è stato proprio il momento che Paolo ha detto perché noi dobbiamo pagare con soldi pubblici. No, questi non sono soldi pubblici, perché se fossero stati utilizzati soldi pubblici che non ci sono, nessuno avrebbe preso niente. Questi sono soldi dei conti dormienti, che sono quei conti che le banche per un motivo o per un altro facevano dormire perché i destinatari non si trovavano, cioè gli aventi diritto. Questi soldi dopo 20 anni si prescrivono. In sostanza quei soldi erano fermi da una montagna d'anni. Cos'è che abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto risvegliare quei soldi che erano dormienti nelle banche, facendo fare una legge che riprendeva una legge, la 266 del 2005 del governo Berlusconi, che diceva se ci sono dei soldi rimasti là bisogna darli ai truffati delle banche. E noi abbiamo preso quella legge che ha dormito dal 2005 al 2017 e abbiamo detto sveglia governo, sveglia sistema, tu mi freghi da una parte, a livello giuridico non ne veniamo a capo, mi cancelli le banche delle persone che hanno accantonato i soldi
io ti trovo i soldi che non sono pubblici, perché tanto sappiamo che non me li avresti dati i soldi pubblici, e te li porto su un piatto d'argento. Gli abbiamo portato 2 miliardi e mezzo nel 2017, quando è stata fatta la legge. Da 2 miliardi e mezzo ce n'hanno dato su questa legge 1 miliardo e mezzo. Adesso da quel miliardo e mezzo si è arrivati a 1 miliardo e 3, ma sudando, ma soldi che c'erano già. Rimangono 200 milioni e dobbiamo ancora inginocchiarci per pregare che ci diano i 200 milioni. Questa è la verità ed è una follia. Questo è qualcosa che io sono contento perché ci siamo riusciti, perché comunque abbiamo fatto diciamo, una piccola strada in mezzo a questi rovi, abbiamo fatto per alleviare le persone. Ma non è giusto, e questo è l'impegno, e questo è quello che noi, la strada che dovremo seguire in tutto e per tutto, perché se ce l'abbiamo fatta, perché quei soldi erano nelle banche. C'erano. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al dottor Miatello e anche il tuo ospite in studio. Dottor Miatello, lei ha molta ragione, però questo defunto, capisco che se in vita non è mai andato a trovarlo nessun nipote, nessun fratello e non ha fatto testamento, però, dottor Miatello, bisognerebbe che la banca si interessasse, avrà un nome questo defunto col conto corrente in banca o no, di mettere fuori, non so, uno scritto che chi è parente di questo defunto, che se li meriti o no, che vadano a prendersi. E adesso lei fa bene a darli a queste persone, però come ha detto il signore di prima, non è giusto che i banchieri se la filano così, non è giusto, perché altrimenti c'è altra gente che può copiare questo discorso qua, non tira fuori i soldi perché magari uno li avanza, ma fa qua, perché là, perché su e perché giù, e non va dato i soldi che sono in banca. Questo voglio dire. Dovrebbero fare questo discorso e ci vorrebbe appunto una legge che se i nipoti e i fratelli non sono andati d'accordo qua e là, che non ricevano niente, neanche quello che è di legge, ha capito? Perché se non vai a trovare un tuo zio, un tuo nonno, un tuo genitore, non ti meriti neanche quei soldi, voglio dire. E lei fa bene adesso di darli a gente che ha perso, però qui è in vantaggio tutti i banchieri, sono in vantaggio tutti loro adesso, sono in vantaggio tutti loro. La ringrazio. Grazie Giusy, però Miatello, quello che però traspare anche, abbiamo visto poche settimane fa, che c'è una certa tracciabilità di questi soldi che sono stati dati naturalmente ai soliti noti, agli amici degli amici che si sono fatti le ville a Cortina, anche con delle cifre incredibili. Cioè, c'è una certa tracciabilità, però prima di venire al dunque in questo paese ci vogliono anni e non arrivi mai al dunque. Perché quando hai perso i soldi, li hai persi, bisogna avere il coraggio di dirlo. Quando li hai persi non ritornano più, eppure si potrebbe fare, perché come dice la Giusy c'è un nome, un cognome delle persone che hanno fatto questo, che si sono spogliate di tutti i loro beni prima di arrivare al processo o all'incriminazione, l'hanno data ai figli, ai nipoti e ai prestanome. Allora forse qualcosa si potrebbe fare in più, Miatello. Perché non si fa? Ma dov'è la giustizia, Miatello? Ma dov'è la giustizia se sappiamo dove sono e chi sono? Perché le aziende continuano a esistere di certi personaggi, o sbaglio? Certo, ma io aggiungo che diciamo che su questa vicenda io ho imparato molto, grazie anche, diciamo, a tutte le persone che mi hanno dato la forza di andare avanti. Ma quando noi nel
2016, esattamente novembre 2016, abbiamo ottenuto dalla Procura di Roma il procedimento, perché prima che le banche andassero in liquidazione noi ci siamo costituiti parte civile nel procedimento di Veneto Banca. Bene, abbiamo ottenuto tutti i documenti della Procura e là saltava fuori cose che io ho dichiarato e non ho nessun problema a dichiarare, che c'erano le persone sfortunate, quindi che avevano accantonato questi soldi magari 3-4 anni prima e nel 2013 con una semplice telefonata hanno venduto guadagnando 3, 4, 5 milioni. Questo dei più grandi fortunati, che io avevo anche invitato a dare una donazione alla povera gente, è il giornalista Bruno Vespa, che Bruno Vespa è stato interpellato su questo e lui ha detto: io sono stato fortunato, cosa devo farci? Come Bruno Vespa c'è la lista di questi fortunati e purtroppo questa lista di fortunati diciamo che è molto limitata, perché il 99% della povera gente è stata truffata ed è sfortunata. Quindi se la giustizia non va a vedere questo, che ci sono i nomi e i cognomi, si perde nei meandri di tutta una serie di... e poi arriva la prescrizione, si cancella tutto, ma intanto questi hanno i soldi da arrivare alla prescrizione, quei fori degli avvocati, ciao, pubblicità. Gli effetti dei cambiamenti climatici si vedono in questo periodo, purtroppo abbiamo avuto aumenti della temperatura anche di 2 gradi superiore rispetto a quella dell'anno scorso, che sta creando delle grosse difficoltà per quanto riguarda i prodotti autunno-vernini e soprattutto per quanto riguarda i prodotti orticoli. Abbiamo avuto riduzioni per quanto riguarda il radicchio, riduzioni per quanto riguarda altri prodotti orticoli. Questo è il grido d'allarme degli agricoltori padovani. Le temperature record che si sono registrate nel mese di ottobre stanno colpendo la resa dei prodotti autunnali. Broccoli e zucche sono scese del 20% rispetto al 2022. Le coste stanno subendo incursioni di lumache ed insetti che solitamente in questo periodo non ci sono più. Chiediamo con molta determinazione al governo interventi urgenti per una riorganizzazione, ma soprattutto anche per dare la possibilità alle aziende di un'assicurazione per la garanzia dei propri prodotti. I frutti maturano troppo in fretta, dicono dalla CIA. In molti hanno cambiato la loro programmazione, impoverendo la varietà disponibile per i consumatori. Molti agricoltori nel Padovano hanno scelto di non piantare la varietà precoce di radicchio. Si sta verificando invece dall'altra parte grosse difficoltà delle aziende agricole nella programmazione degli interventi, nella programmazione culturale. C'è sempre grande difficoltà del settore agricolo, soprattutto in questo periodo, e quindi si deve intervenire in maniera chiara, in maniera decisa, anche per quanto riguarda la possibilità delle nostre aziende di una garanzia del proprio reddito. Per questo vi è necessità di fare le assicurazioni agricole che diano la possibilità di una redditività alle nostre aziende. Allora andiamo nel campo di Baccichetti, nel vero campo di Baccichetti. Allora come vede la situazione lei, Baccichetti, veramente avendo un'azienda che si capisce bene i problemi? Perché anche le monoculture non sono così sicure, diciamo, da un certo punto di vista. Prego. Purtroppo viviamo sulle programmazioni che arrivano dall'altro, ci hanno portato a queste monoculture che ci rendono dipendenti dall'estero, come parlava prima dell'importazione del latte. Noi rimaniamo, non abbiamo più produzione italiana, rimaniamo in balia dell'importazione. L'importazione cambia da un momento all'altro. Io posso portare la testimonianza sull'olio, che siamo in balia, cioè il 75% del consumo nazionale è spagnolo. La Spagna da 2 anni non sta producendo, rimaniamo a piedi completamente. Qua non abbiamo fatto gli investimenti, gli impianti che ci meritavamo, perché come prodotto siamo al massimo della qualità.
però siamo rimasti fermi a... Ma si rimane fermi perché non si riesce a capire l'importanza invece proprio di supportare, di implementare, di programmare. Ma c'era questa disponibilità a basso prezzo di importazione e quindi si ricorre a quello. Il compagno del latte, cioè non era più economico qua in Italia produrlo, adesso siamo in balia di loro però. Ricreare tutta la produzione che avevamo per non avere la monocultura, per ricreare il patrimonio zootecnico che avevamo è una cosa impossibile. Che era enorme poi. Era enorme come razze, ma non si riproduce, cioè non si ricrea più questo patrimonio. E allora come sarà la situazione in futuro? Rimaniamo in balia, adesso c'è questa isola felice del Prosecco, fino a quando durerà, fino a quando, una volta che scoppierà quello, non vorrei, io non sarò presente, spero. Non si sa mai, perché chissà chi investe sulla ricerca, che siamo qua, tutto quello che abbiamo sofferto magari che ci lasciano vivere meglio in futuro. Allora, Miatello, come imprenditore come commenta le parole di Bazzichetti? Perché, ecco, poche parole ma molto chiare di Bazzichetti, non si sa mica come andrà a finire, se no si capisce l'importanza veramente anche di investire, ma soprattutto di pianificare, di programmare. Qui non si programma niente, prendiamo continuamente fondi importanti perché non riusciamo veramente a programmare, a pianificare. Prego. Signor Bazzichetti, in poche parole ha descritto una situazione che è estremamente grave, però che è una situazione che si sa da anni, si sa che il problema delle importazioni e poi le importazioni su importazioni, perché tutto quello che arriva dalla Spagna, io ci scommetterei che nessuno controlla se a loro volta la importano dai paesi africani o paesi turchi, asiatici, eccetera. Quindi noi ci facciamo i controlli sul prodotto interno, molto severi, molto con rischio penale, con rischio che va bene, ecco, però il problema è che l'imprenditore agricolo italiano è sempre stato messo in croce come tanti altri settori. Quindi una volta siamo partiti negli anni 90 che venivano messi in croce le aziende di trasporto. Da là, siccome sono riusciti a cancellare il trasporto, diciamo, nazionale che era arrivato in Europa, l'Europa, invece di dare una mano all'Italia, ha aiutato l'Europa a cancellarla, e questa è la gravità. La gravità è che noi, se non c'è un intervento globale, nazionale, che capisce che chi è contro tutto quello che noi facciamo e abbiamo prodotto da secoli, che abbiamo delle peculiarità che nessuno ha mai avuto nella nostra storicità, e le lasciamo in balia di un'Europa che ha solo lavorato contro tutto il valore storico, agroalimentare e tutto industriale dell'Italia. Questo è il problema. Scusa, Miatello, ma noi in Europa abbiamo i nostri europarlamentari che devono firmare anche loro, perché non dimentichiamoci che ci siamo anche noi là. Gli europarlamentari fanno un'unica cosa: portano a casa 20.000 euro, perché io non ho mai visto un europarlamentare a rompere. Ma rompere, com'è che è rompere? È la disperazione. Ma se io prendo 20.000 euro al mese, che cazzo, scusate la parola, non sono disperato. Chi è disperato? Il signor Bazzichetti. Bazzichetti ha detto una cosa che mi ha commosso. Se speriamo io non ci sia, cioè se spera piuttosto di trovarsi in quella situazione che è già partita, di non esserci, cioè scambia la sua vita con quella gravità di quell'apocalisse che è partita da anni e che la politica non ha ancora capito, perché non può essere che il signor Bazzichetti arriva in una trasmissione e purtroppo dichiara una cosa del genere, ma Bazzichetti è anche moderato, perché la disperazione delle aziende agricole, io conosco chi lavora a Ferrara che deve lasciare le carote
che li pagano forse a 0,10 euro a chilo, le deve lasciare marcire perché non ha i soldi per raccoglierle, e arrivano da dove? Vengono vendute a 1,90 euro, 1,80 euro dalla Spagna. Ma siamo alla follia. Bacicchetti, come commenta le parole di Miatello? Ha ragione lui, alla produzione non è considerato. Le carote riescono sia a malapena a pagare l'imballaggio delle carote, cioè è una cosa purtroppo... Ma non è che la filiera Bacicchetti sia troppo lunga e alla fine guadagna proprio l'ultimo della filiera invece che quello veramente... No, perché sta filiera qua bisogna anche cominciare a vedere come funziona sta filiera. Brava. Ma secondo voi c'è trasparenza nelle filiere? Brava. Chi inizia e chi finisce, i soldi dove vanno? Allora, Brava. Il finale ci deve guadagnare, i trasporti non possono farli. L'unico che sacrifica è il primo, chi produce. Gli altri è impossibile che lavorino sotto costo. Chi produce sì. La filiera ha bisogno, cioè un trasportatore va ad acquistare il gasolio per il camion, non può fare il trasporto a meno di quello che costa il gasolio. Sì, ma se io non ti do il prodotto, tu puoi trasportare quello che vuoi, ma se io non ho niente da darti... Ma gli arriva da altri paesi come il latte, come... Eccolo qua! Anche se non me lo dai tu, chi se ne frega, perché ci sono gli altri paesi che arrivano. Ma può continuare sto paese? Non può continuare perché prima o dopo ti mettono in croce. Vediamo con la Spagna con l'olio, è così, con il latte è uguale, cioè prima o dopo, adesso ti ho chiuso tutto, vieni da me e ti faccio pagare quello che i conti prima o dopo li però arriveranno. Sapete ad esempio che tutte le cagliate per fare i formaggi, tutte, dobbiamo andarle a prendere in Germania. Ok. Tutti i formaggi, le cagliate, noi dobbiamo acquistarle dalla Germania, è vero o non è vero, Bacicchetti? È un prodotto standard, non è più il prodotto nostro del grappa o del consiglio, che sì. È un prodotto europeo, cioè standardizzato a 1000, perdiamo tutte le nostre, come dicevo prima, delle razze bovine, quante ne avevamo? Sparito tutto? Cioè, riprodurlo è una cosa impossibile, e così anche i prodotti finali, no? Prego, Miatello. Ecco, noi siamo in guerra ma non ci rendiamo conto di esserlo. Io, tanto per dire, mi viene in mente il Prosecco, che prima ha citato il signor Bacicchetti. Bacicchetti! Bisogna dire i cognomi giusti, Bacicchetti, no, è giusto perché è giusto, scusi. Visto che ha un'azienda, bisogna... Ma in dialetto va bene. Vai, Miatello. È un abbreviativo ammesso. Praticamente prendiamo il Prosecco, no? Che è un nostro fiore all'occhiello, però il Prosecco è stato attaccato dal Prosec dalla Croazia ed è stato compromesso perché comunque in Croazia esportano il Prosec, e questo qua è stata la dimostrazione che per quanto anche un politico si possa dar da fare, tipo il governatore Zaia, ma contro l'Europa il singolo o quello che può essere il presidente di regione viene lasciato, diciamo, da parte. E invece quella deve essere una battaglia di principio a livello nazionale, che potrebbe essere, non so, col Barolo, non so, con prodotti siciliani. Quindi ci dovrebbe essere la nazione, su esempio magari del Veneto, a fare diciamo delle battaglie di giustizia, perché i prodotti italiani ce li rubano, ce li copiano, ora ce li distruggono. Poi non parliamo di quello che riguarda tutti gli alimenti, diciamo quelli chimici o futuristici delle multinazionali. Ci rendiamo conto che noi non possiamo dormire, dobbiamo svegliarci e dobbiamo svegliare. Questa trasmissione Sveglia Veneti, secondo me, dovrebbe avere un eco nazionale. Però è vero, però Miatello, non è colpa nostra, perché se noi abbiamo le leggi, ma come dicono gli avvocati che io ospiti, e non le applichiamo,
se noi non tuteliamo il nostro know-how, perché non l'abbiamo mai fatto, arriviamo sempre tardi, sempre dopo, non facciamo mai prevenzione, arriviamo quando è successo il casino nel vero senso della parola, non andiamo da nessuna parte, c'è qualcuno che dovrebbe fare questo, perché sennò eleggiamo chi a far cosa. Perché a questo punto ci arrangiamo, perché se questi sono i risultati che le deleghe li abbiamo date a persone sperando di portare avanti il paese, e guardate, eravamo la quarta potenza mondiale, che fine stiamo facendo? Per non parlare dell'ex ricco nord-est, con una creatività e un artigianato incredibile, spazzato via tutto, nel silenzio totale, oppure sto maledetto cerino che continuano a passarlo, non è colpa mia, no, ma di chi è la colpa? È nostra, perché alla fine qualcuno ha il coraggio di dire è colpa vostra, vi siete divertiti troppo, avete comperato troppo, ah bravo, ah ma come, ah bravo, devo sentire anche questa, ma bravo, ma guarda di chi è la colpa, che è nostra. Bacicchetti cosa dice? No, perché qualcuno ha il coraggio di dire anche questo, eravate sopra le righe, ma pensa da che pulpito che viene a predica, no, ma pensa da che pulpito che viene a predica, prego Bacicchetti. Ma cosa devo dire? È tutto vero quello che abbiamo detto, però il risultato... bisogna anche parlare, perché sto vino bisogna dirlo. Silenzio. Purtroppo rimaniamo in balia di persone che non si sono applicate, cioè in Europa sappiamo chi comanda, cioè non possono alzare la voce più di tanto perché siamo perdenti già in partenza. Ma perché non abbiamo le persone che hanno la potenzialità, si trovano questa là, è la verità. È come Quando io ho andare sentito contro muro, loro ci controllano noi, ma noi chi va a controllare in Olanda? Sì, ma tu non puoi mandare in Europa, con tutto il rispetto che ho delle persone, come ha detto che questo ospite che ho avuto di diritto internazionale, io non posso confrontarmi con un cantante o con un attore, perché noi i trombati li mandavamo tutti in Europa perché non sapevamo come fare, trovare altri, li mandavamo là, che è determinante, perché i soldi sono là a Bruxelles, sono là i soldi, tanto è vero che se voi andate a vedere sono tutti là, tutti i paesi sono là con uffici, ma con squadre veramente preparate. Noi non riusciamo neanche a spendere i soldi che ci vengono dati dal PNRR perché non abbiamo programmato, non abbiamo le persone, non abbiamo, la Spagna ha già speso tutto, noi non riusciamo neanche a fare questo. Ma Miatello, lei che è un imprenditore, cosa vorrebbe dire la politica? Perché veramente ormai siamo anche stanchi, avete sentito in che condizioni stiamo e giustamente dicono non è colpa di questo governo, siamo appena arrivati, un anno che siamo là, dovete aver pazienza. Sì, ma noi altri che abbiamo in continuazione abbiamo sempre questo vitello d'oro che rincorriamo, invece di guardare Mosè noi altri vogliamo il vitello d'oro, e così questo è quello che ci viene dato. Prego. Ma io alla politica vorrei dire che secondo me, diciamo non tutti i politici, ma la gran parte, loro cercano solo il consenso. Ottenuto il consenso poi si girano dall'altra parte. Perché? Perché non hanno la possibilità di fare, perché ormai l'Italia ha un debito pubblico che supera i 2.700 miliardi, ma la cosa più sconvolgente è che noi stiamo pagando interessi che superano il debito pubblico, quindi sommando dagli anni 90, anni 2000 adesso abbiamo pagato... Miatello, ma se non riusciamo a far pagare con l'evasione fiscale, perché basta vedere come siamo presi e cosa dicono della nostra evasione fiscale, perché non si vogliono intaccare quelli che dovrebbero pagare. Ecco, potremo veramente fare due finanziari con l'evasione fiscale. Capisce Miatello che c'è qualcuno che non vuole fare questo, indipendentemente dal partito che abbiamo. Abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra, perché sono in chiusura, vai. Ciao Mirella e buongiorno all'avvocato e all'altro signore di fianco a te. Io do ragione a tutti e due, perché effettivamente l'Italia sta andando a rotoli, ma in tutte le cose, sull'agricoltura, sui nostri prodotti. Io quando vado a fare la spesa cerco di prendere il latte del nostro, magari lo pago 10-20 euro, 20 centesimi in più, però io preferisco dare il contributo al nostro territorio, però
capisco anche che c'è gente, giustamente famiglie, che vedo prendono quello che è a buon prezzo, l'olio in primis. Io ho una fortuna che ho il cugino e mio marito che ci procura l'olio, quello buono, le lattine, perché l'olio extravergine è tutta un'altra cosa. Io una volta ero senza, ho preso l'olio al supermercato, ho cercato di prendere quello un po' più buono, però effettivamente, scusate, mi fa schifo. Allora, tutte le nostre eccellenze, ma i politici, ha detto giusto l'avvocato Miatello, e io ho ascoltato anche, dopo chiudo perché non voglio rubare il tempo agli altri, io ho ascoltato il discorso di De Luca ancora la settimana scorsa e devo dire, prima mi era un po' antipatico e mi sono ricreduta perché ha detto le stesse cose che pensiamo noi, cioè la galera, ha detto addirittura ci vuole per determinate leggi che fanno. Perché qualche magistrato, scusatemi, invece di andare in cerca di stupidate, non prende in mano la situazione e fa una battaglia veramente giusta? E invece sti magistrati, scusate, non tutti, però si perdono nei meandri e guardano Salvini e guardano quell'altro e guardano quell'altro ancora, e senza andare a fondo dei problemi che ha l'Italia. Noi se andiamo avanti così, Mirella, ha detto giusto anch'io a una certa età, io non ci sarò più, però mi dispiace per la gioventù, per mio nipote, per mio figlio, perché effettivamente l'Italia non ha più l'artigianato. Ma che finché ci siamo parliamo intanto, Sandra, che è meglio, intanto ci siamo e parliamo, poi si vedrà, mai dire mai nella vita. Io sono speranzosa, tanto speranzosa. Allora concludiamo perché purtroppo devo mandare la pubblicità. È terminata questa prima passeggiata, diciamo anche simpatica, perché riusciamo anche a parlare, finalmente qualcuno inizia a parlare, anche queste persone che non erano mai invitate da nessuno e hanno l'idea anche Volevo chiare. aggiungere a quello che ha detto la signora che purtroppo noi ce ne andiamo perché per l'età, ma comunque lasciamo una situazione ai nostri figli, ai nostri nipoti, che non era quello che abbiamo trovato noi. Cioè negli anni 50 non eravamo a queste condizioni, eravamo reduci da una guerra, ma la situazione che avevamo fino agli anni 70 non era questa. Li lasciamo proprio, a noi ci hanno lasciato uno spazio per la vita e per progredire. Quello che lasciamo noi è un abisso, cioè qualcosa di... Grazie a Sebastiano Bacicchetti, titolare con il figlio di un'azienda agricola. Grazie. Allora Miatello come ci saluta? Come vuole dire l'ultimo appello che vuole fare? Allora saluto intanto tutti i risparmiatori e tutti i telespettatori. Allora abbiamo detto che adesso innalziamo del 10% al 40% e vengono utilizzati 300 milioni delle rimanenze che c'erano di 540 milioni. Ora subito appena iniziano i bonifici faremo la battaglia per gli ulteriori 200 milioni che porteranno, dovrebbero portare a un ulteriore 5%. E la signora che non aveva messo la firma, Miatello, che lei ha chiamato, per lei qual è la situazione, per altre come lei che in pandemia, poveretta, non era riuscita a mettere la firma? Per la signora rientra su un ordine del giorno approvato dal governo, sempre dal senatore Zanettini, non voglio fare pubblicità ma è la realtà, insomma. È la realtà. Ecco, e che è stato approvato dal governo esattamente dal ministro Giorgetti. Con quell'ordine del giorno praticamente i 200 milioni che rimangono, ci saranno quei 2000 casi come la signora che non hanno preso l'indennizzo per determinati motivi di causa forza maggiore o per colpa di chi gli ha fatto la domanda, che rientrano, quindi i casi con errori formali rientrano su quell'ordine del giorno e sui 200 milioni che rimangono. Dico alla signora e agli altri 2000 che è tutta una legge da fare, ecco, che diciamo se 2000, sono 2000 alla media di 10.000 euro indennizzo, diciamo che incide sui 20 milioni di euro.
quindi è un 10% dei 200 milioni, quindi di soldi su quei 200 milioni ci sono e verranno utilizzati per questi casi di causa forza maggiore che non hanno preso niente e per tutto il resto che vengano distribuiti, perché il pericolo che c'era e c'è, quindi c'era anche per i 300 milioni che ce li portassero via, come i 200 milioni. Siamo partiti bene per il Miatello. Prego Miatello, ecco, di essere fiduciosi, perché ormai siamo anche a Natale, speriamo di essere un po' più fiduciosi e speranzosi. Grazie anche a Patrizio Miatello, presidente Associazione Zellino da Onara. Grazie, pubblicità. Presento un altro gradito ospite, abbiamo in presenza Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta. Buongiorno Favero, buongiorno. Cosa ci racconta? Buongiorno Mirella. Come va la politica? La politica per noi va benissimo perché siamo sempre in grande crescita e la gente ha capito il valore e la credibilità di Indipendenza Veneta. A proposito, quando saremo noi in regione tu sarai il nostro ministro per il welfare, perché io dico sempre che il vero assessore alla regione per il welfare è Mirella Tuzzato. Sì. No, lo dico sempre. Sì, sei l'unica che fa qualcosa di concreto. No, ma questa non è una piaggeria adesso di comodo, è la verità, perché i veneti sanno e ti stimano per questo, la tua trasmissione è seguita, perché poi oltre a parlare ti muovi concretamente e porti aiuto alle famiglie che hanno bisogno. E non lo fa nessuno, in primis la regione, mi spiace dirlo, ma fa molto poco, specialmente per i disabili. Io mi sono occupato appositamente anche di questo, perché sto seguendo un caso che voglio amplificare però, per tutti i veneti che hanno problemi di disabilità. E a queste famiglie qua non stiamo dando nulla, perché 300 euro al mese per una pensione, va bene, a un disabile, è un atto di inciviltà. E mi vergogno che venga fatto questo, senza un minimo di, non so, anche un ministro, un parlamentare. Ma voi avete mai provato a vivere con 300 euro al mese? E dopo mi dite, voi che avete aumentato l'emolumento ai capigruppo della Camera di 1.300 euro perché per fare politica, secondo voi, non bastavano 15.000 euro al mese. Però pretendete che un disabile possa vivere con 300 euro al mese. Ecco, dov'è la politica? E mi spiace anche qua in Veneto. Siamo sordi di fronte a queste cose qua. E allora la politica, se mi chiedi un giudizio complessivo, terrificante. E anche questa manovra poi che non dà niente verso le imprese, che fa sempre le stesse cose, perché purtroppo la coperta, ma mi rendo conto delle difficoltà che ha la Meloni, la coperta è sempre troppo corta. Se la tiri su per coprirti la testa ti scopri i piedi e viceversa, se ti copri i piedi ti scopri la testa. Calma Favero. È vero che la coperta è corta, specialmente per i sindaci, che sono quelli più vicini al territorio, certo. L'unico punto di riferimento che hanno i cittadini. È vero. Però dove si vuole poi ci sarebbe, per fortuna che è stata, io ce l'ho con la pista da bob, voi lo sapete, ma non per la pista da bob, perché so che in questo momento il mio paese, il mio territorio avrebbe bisogno di altro, che è una necessità. Certo. Perché come dice lei è un aiuto alle persone che non ce la fanno più. Allora noi sentiamo i sindaci che dicono non ce la facciamo più e non possiamo dare risposte a tutte, non ci sono case, non ci sono servizi alle persone, non parliamo di disabilità. Però poi si possono trovare, così l'ha detto il sindaco di Cortina, i 200 milioni per la pista da bob, perché alla fine sarebbe costato quello. E addirittura è l'unico sindaco che ha detto io avrò anche la possibilità di mantenerla. Il che ho detto andiamo tutti a Cortina a vivere, perché è l'unico sindaco che ho sentito che ha questa opportunità anche di mantenerla. Allora, ci sono o non ci sono questi soldi? C'è trasparenza nella nostra politica di dove vanno a finire tutte quella montagna di soldi che arrivano, perché in qualche posto arriveranno? Dove vanno a finire e per che cosa? Prego. La trasparenza qui non c'è. Io lo dico sempre, lo dico da Bacciali, lo dico qui da te, lo dico ovunque. Accanto all'Agenzia delle Entrate mi piacerebbe vedere l'Agenzia delle Uscite per vedere dove vanno a finire i soldi, specialmente i soldi dei veneti, perché io mi occupo del Veneto. I famosi 250 miliardi non lo dice l'indipendentista Michele Favero, lo scrivono
due autorevoli professori di diritto tributario, Stevanato e Giovanardi, il Veneto ha contribuito per le casse dello Stato italiano dal 2001 al 2017 con 250 miliardi di euro in più rispetto a quello che viene erogato dallo Stato per i servizi ai veneti. Contemporaneamente il Sud, e non parlo del popolo del Sud, la classe dirigente del Sud ha avuto 650 miliardi. Il Veneto ha aumentato il proprio PIL di 11 miliardi, il Sud è addirittura regredito. Italo ecco l'assistenzialismo. se non mi cade la linea, poi continuiamo, Favero. Vai Italo. Buongiorno signora Mirella, buongiorno anche a quel signore che sta parlando. Prima ha toccato un tasto che a me fa molto, molto piacere, per questo che sono intervenuto. Allora, io personalmente sono 2 anni, ho vissuto con 78 euro al mese. Adesso attualmente vivo con 350 euro al mese. Lei mi dirà perché? Perché mia moglie è 3 anni che è in casa di riposo. Tutta la mia pensione la devo dare alla casa di riposo, più all'accompagnatoria, e mi restano quei soldi che ho appena citato. Ho chiesto alle autorità ecclesiastiche, ho chiesto ai politici, nessuno mi dà retta. Che cosa devo fare, signora Mirella? Vuoi finisci o devi dire qualcos'altro? Se mi dà una risposta, o quel signore o lei, che cosa devo fare? La casa è mia, perché l'ISEE mi dice che io tiro una pensione alta e ho la casa mia, ma la casa me la sono pagata io, facendo 2 lavori addirittura, perché avendo 2 figlie a carico e una moglie ammalata dal 1990, ho sempre lavorato in vita mia, 40 anni alla Niken di Porto Marghera, in mezzo a acidi, a zolfo, a CVM, se qualcuno non lo sapesse cosa vuol dire CVM, vuol dire clorurivonil monomero, altamente cancerogeno, bandito in America nel 64. Ho lavorato per 30 anni dentro là, va bene? Non sono stato riconosciuto minimamente di un centesimo da nessuno. Io ho sempre lavorato in vita mia, ho fatto del bene a tutto, corso addirittura ai ladri, butta in acqua per salvare gente. Nessuno mi aiuta, nessuno. Ditelo, cosa vorresti dire alla politica? Cosa ne pensi di questi politici che abbiamo? Di questi politici che abbiamo, io ne manderei a casa una buona parte, perché appunto quel signore parlava di milioni, addirittura di miliardi. Io mi accontenterei di poche centinaia di euro per vivere dignitosamente, perché dopo 40 anni di fabbrica penso che uno abbia il diritto di vivere dignitosamente. La mia dignità io non la vendo ai politici, assolutamente. Penso di aver dato nella mia vita, ma sono sempre stato bastonato da tutti. Mi dica lei, signora Mirella, che cosa devo fare? Intanto parlare come hai fatto questa mattina, perché forse anche il nostro silenzio, poi siamo profondo nord, io lo dico sempre, il nostro silenzio ha ucciso anche quello che era la nostra dignità, il parlare, il farci sentire, ma non al bar, farci sentire proprio nelle vesti giuste che siamo. Perché? Perché quando incontriamo il politico, noi quasi tutti, tanti inchini, guai disturbarlo, guai avvicinarlo, Sua Maestà arriva, e che non ti facciano anche così, perché è successo anche questo, è successo anche questo, ma come? È Tina Anselmi, perché tutti possono dire quello che vogliono, però qualcosa dalla democrazia cristiana come educazione, come etica si poteva anche imparare, anche se là hanno fatto di tutto, ma almeno ci lasciavano un po' di carne sulle ossa, ecco, ci lasciavano un po', questi non ne ha neanche gli ossi, questo è il grande problema che sta dicendo Italo, però bisogna continuare a parlare, a dire, a fare, a mettersi in prima linea, a combattere. Saluto anche arrivata Graziella Lazzari Peroni, presidente ANFAS Mestre. Grazie Graziella di essere arrivata, grazie veramente. Ecco, prima si parlava con Fabro di disabilità, penso che anche tu avrai da dire qualcosa. Ti salutiamo, prego Graziella, cosa vuoi dirci? In relazione a che cosa? Perché il campo della disabilità è... il terzo settore, guarda, andiamo nel terzo settore, quello sta succedendo nel terzo settore, andiamo a spasso qua, vai. Sentivo parlare di abitazioni comunque, perché è molto interessante parlare per quanto riguarda la disabilità della legge del dopo di noi, no?
Allora noi stiamo lavorando molto dal 2016 per questa legge e i bandi che vengono fatti si pensa che siano quasi persone normodotate che devono andare a vivere nei gruppi appartamento, perché la parte economica è così bassa ed è così ridotta che è profondamente pericoloso pensare di inserire nei gruppi appartamento le persone con disabilità, perché il costo maggiore è proprio quello dell'assistenza. E la deistituzionalizzazione, non vorrei che il progetto di vita fosse un preambolo perché le persone con disabilità restassero in famiglia finché muoiono. Avete capito cosa ha detto Graziella Lazzari Peroni? Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. A lei e ai suoi ospiti, buongiorno. Io sono stanco di sentire dire che sono le copette corte, perché io vedo che per i loro interessi, per i loro stipendi, le copette sono sempre belle e grandi. Per pagare i cittadini sono corte, hanno le manine corte. Ora io dico, abbiamo visto in Toscana quello che c'è stato, qualche mese fa in Emilia c'è stato l'alluvione, abbiamo avuto purtroppo anche qua danni e purtroppo un vigile del fuoco è venuto a mancare a Treviso. Ora io dico, e ora hanno trovato i soldi per la Toscana, hanno trovato 100 milioni di euro intanto di conto, ma se invece di fare questi 100 milioni facevano la prevenzione, così non c'erano 8 vittime, forse non sarebbe stato meglio pulire i fiumi, fare lavori quelli che verranno fatti, non fare costruire vicino ai fiumi, vicino al mare, perché dobbiamo avere i politici che devono mettersi le mani e dire qua bisogna bonificare, quindi tutte le case abusive che sono nei fiumi bisogna tasarle a scuro, quindi né senza sì e né senza ma, e se quelle case ci sono è grazie alla complicità di qualche sindaco della regione, di qualche regione che ha dato la possibilità di costruire lungo i fiumi, perché dico qualcuno vedeva queste case che puntavano, però nessuno è intervenuto. Intanto abbiamo delle vittime e interveniamo quando ci sono le vittime. Piantiamo, ora tra qualche giorno si spegneranno le telecamere e tutto dimenticherà come è stato in Emilia. Si è dimenticato l'Emilia di qualche mese fa, non di anni, qualche mese fa si è dimenticata l'Emilia. E così andiamo sempre avanti. Bisogna bonificare i fiumi, bisogna prendersi le responsabilità, perché comunque è inutile che dicono ma noi non c'eravamo, ora ci siete voi, dovete lavorare, cioè, siete pagati e non siete pagati con 1.200-1.300 euro, prendete 15, 20, 30 mila euro al mese e siete responsabili di quello che dovete fare. La ringrazio signora Mirella e mi scusi per lo sfogo. Grazie a te Sebastiano, ho sentito le riflessioni, allora Fabio rispondiamo a Italo, a Sebastiano e anche a Graziella Lazzari Peroni Anfas. Allora a Italo dico che non si può generalizzare, io parlo da politico con la P maiuscola se mi permetti del Veneto e guardo il mio territorio. Allora date forza a Indipendenza Veneta, perché fino a che continuate a votare quelli di sempre, non lamentatevi, siete voi i primi responsabili. Mi spiace dirlo, cari elettori, perché avete cambiato da sinistra a destra, da 5 Stelle a, che ne so, Alleanza o Fratelli d'Italia, quel che volete. La situazione non cambia. Date forza a movimenti del territorio e assieme a noi andiamo a rivendicare quelli che sono i nostri diritti. Ma fino a che votate sempre gli stessi? Mi spiace tanto però. Mai che se voi non due, diciamo in Veneto, no? E allora continuate a votare gli stessi, benissimo. Quando sento che qualcuno va nella cabina a recarsi al voto, alle urne, dice ma se do un voto Indipendenza Veneta è un voto perso. E l'avete guadagnato voi con i partiti italiani? Con i partiti che dipendono da Roma? Guardate che fino a che voterete questi, prima viene Roma e poi vengono le periferie, perché per loro siamo periferia. E allora non lamentatevi, perché qui le tasse le paghiamo, ne paghiamo tante. L'evasione fiscale in Veneto è una delle più basse di tutta Europa, non d'Italia.
Altrove, ma scusa, altrove no, le tasse non si pagano e si pagano poco. È vero, sì. È vero, non è stata votata a Roma, è stato votato anche Milano alla grande, perché la Lega, che è nata a Treviso, lì la Veneta, poi è stata assorbita completamente dai milanese, che ho detto anche l'altra mattina. Allora, questo povero disgraziato di Veneto ha provato anche lui a gestire la storia, però ancora adesso non si sa che fine si farà. O sbaglio? La tua trasmissione si chiama Sveglia Veneti, allora cominciate a votare indipendenza veneta se volete il bene del Veneto. E rispondo a Italo. Ecco, per quanto l'altro telespettatore che ha detto, che si è lamentato, faccio notare una cosa: le due regioni più colpite sono due regioni rosse, tra virgolette, Emilia Romagna e Toscana. Quando sento questi politici qua parlano tutti di cambiamento climatico, che c'è sempre stato, l'uomo influisce per l'1%. E come diceva giustamente il telespettatore, perché non avete pulito i letti dei fiumi, visto che abbiamo avuto un anno di secca completa? Perché non sistemano gli argini? Perché adesso è tutta colpa del cambiamento climatico. E allora con questa scusa loro si tutelano. Noi abbiamo i consorzi di bonifica. Esatto. E perché non li fanno lavorare? Io rammento ancora quell'anziano che è andato, mi sembra sul fiume Brenta, a raccogliere un po' di legna ed è stato denunciato da uno dei 5 Stelle, c'è ancora l'articolo, rammento molto bene questo, per appropriazione indebita di beni demaniali. Allora gli statalisti sono quelli che rovinano tutto. I nostri contadini ci hanno insegnato a fare i fossi, a tenerli puliti, a curare gli argini. Adesso abbiamo super ingegneri e stiamo andando sott'acqua. Comunque abbiamo sentito da un agronomo che la legna nei fiumi si può raccogliere, non può arrivare col camion, col trattore a portare via tutto, però la legna la si può raccogliere, bisogna dire, perché sennò qua viene fuori una confusione incredibile. Antonio da Padova, vai Antonio. Antonio? Sì, pronto, buongiorno Mirella. Buongiorno. Buongiorno anche l'ospite. Ebbene, quando tu dici che chi fa più chiasso ha più voti, io nell'aia ho i polli e ho le anatre, però quando fanno le uova i polli starnazzano, fanno casino, sicché io vado a raccogliere le uova dei polli, non quelle delle anatre. E così sono le votazioni. Con più uno starnazza e con più c'hai i voti. È inutile che parliamo. Purtroppo questi partiti qua, che sono secoli che governano, sono secoli che ci hanno mandato alla rovina e sono secoli che noi li votiamo, perché questi qui sono partiti che starnazzano e basta. Tu li vedi in televisione tutti i giorni, dei talk show, tutti dicono delle cazzate fuori di misura, eppure vincono sempre le elezioni, sono sempre loro. Ma vedi cos'è che c'è il problema? Il problema è il sistema, perché quando uno va a Roma, chissà, tutti questi arazzi, sti musei, sti parlamenti che pieni di oro, d'argento, di mira, tutto quanto, tutti i musei, uno quando va là rimane talmente incantato che dei problemi nostri non ne frega niente, perché vivono in un ambiente strano, oggioso, l'ambiente. Ma se guardi in giro a Roma, fuori palazzo, è un cesso, mi vergogno a dirlo, fuori i palazzi che sono belli, fatti, sono musei, fuori è il degrado ambientale. E questa è la politica, sono tutti là e non se ne accorgono che vivono in mezzo ai cinghiali, sono tutti là i politici, dove c'è il marciume c'è il politico. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, invece a noi interessano i problemi veri, quelli che hanno le persone. Andiamo proprio a vedere cosa è successo all'ippodromo con Sport Senza Barriere, dove è stata intervistata la Presidente Gaion dell'Anfas di Treviso, e poi lo commentiamo con la nostra Graziella Lazzari Peroni, che è la dirigente proprio dell'Anfas del Veneto. Andiamo a vedere e a sentire. L'Anfas all'interno di questa 2 giorni, quali la valenza e soprattutto quali gli obiettivi? Allora, ricordo che l'Anfas è un'associazione di famiglie con persone con disabilità intellettiva e relazionale.
oggi si può avere l'opportunità di vedere, di provare, di essere anche inseriti nelle attività sportive di qualsiasi genere. Noi come associazione già offriamo le attività di calcio unificato, l'attività di basket, danza e psicomotricità, sempre collegati con l'associazione sportiva L'Olimpia. Quindi per noi farci conoscere e dare un risalto all'attività sportiva di qualsiasi genere in questa giornata è per noi una buona opportunità, sia per farci conoscere ma anche per far capire a tutte le persone con disabilità intellettive e relazionali che possono accedere a qualsiasi sport. Ecco appunto quanto lo sport serve per creare relazioni in queste persone. Lo sport è fondamentale perché è una relazione continua e anche un momento di crescita continua. Basta pensare all'aiuto che ci si dà all'interno di una squadra, al confronto che c'è tra un giocatore e l'altro, la relazione tra il giocatore e l'allenatore, l'autostima che cresce, la formazione di carattere che cresce durante le attività sportive. Sono tutti momenti che formano, che possono aiutare la formazione di un carattere di una persona. Questo è per qualsiasi persona, non solo per i nostri ragazzi. Ma per i vostri ragazzi? Per i nostri ragazzi, ripeto, è un momento di crescita, di confronto, perché uno magari, non so, invece di farsi aiutare a mettersi la maglietta, faccio un esempio, se la mette da sola, guarda gli altri come se la mette da sola, si fa parte di un gruppo, si imparano a rispettare delle regole che difficilmente a casa magari si possono, difficilmente a casa queste regole vengono rispettate, oppure il ragazzo fa fatica ad accettarle, ma nel contesto è tutta un'altra cosa. Ok, perfetto. Allora Graziella, ecco, come commenti queste parole della Gaillon, ma soprattutto l'importanza di farli vivere, di staccare la spina, di sentirsi uguali agli altri, è molto importante, prego. Sì, ma guarda Mirella, è proprio in relazione a quello che dicevo prima, no? Farli vivere in una palestra di vita autonoma è quello che noi siamo propensi di fare da sempre, no? Però la socializzazione dell'ambiente sportivo è una cosa particolarmente importante, ma rispondendo non so come si chiama il signore che comunque tu hai, io vorrei dirgli che noi siamo e rispondiamo esclusivamente alle delibere regionali, quindi noi siamo veneti, ma proprio nel vero senso della parola, e lavoriamo con le leggi del Veneto. Allora, adesso ci sono dei bandi e per progetti, soprattutto per le persone con lo spettro autistico. Allora, per queste persone qua si orientano soprattutto i progetti per quanto riguarda la parte ludico-sportiva e ricreativa della loro vita. Perché? Perché proprio hanno una grossissima difficoltà nell'adeguarsi a quelle che sono le regole, e di conseguenza noi cerchiamo di dare una mano per inserirli all'interno di questi gruppi. Noi abbiamo la squadretta di calcetto, altri hanno, come diceva la Gaillon, il basket e tantissimi, il networking e così via. Persino il tennis, mia figlia sta facendo tennis, quindi non vi dico la soddisfazione. Ma a prescindere da questo, qual è il problema grave che adesso abbiamo, Mirella? Il problema grave adesso è di reperire il personale, e questo non è lo Stato, è la Regione che doveva pensare a questo. Graziella, ti fermo un secondo, se no mi cade la linea, abbiamo Igino da Schio, sai come funziona, ma poi riprenderemo. Vai Igino. Pronto? Igino?
È la prima volta, poveretti, qualcuno non riesce, non è sempre facile per uno che prende la linea per la prima volta. Comunque vediamo di riprovare se dalla regia riescono a mettermi in contatto con Gino da Schio. Prego Graziella, continua pure. Quindi voglio dire, noi cerchiamo di farcela, ma il problema grave oggi come oggi è dire: sono io mamma che devo portare mia figlia a fare tennis, oppure posso inserirla in un ambiente dove pian pianino impara a vivere per quel poco che può fare o per quel tanto che può fare anche in autonomia? Questo è quello che noi pensiamo e che ci preoccupa molto, perché la mancanza di persone formate, preparato e soprattutto, ma non siamo solo noi, sono le RSA, sono le RSD, sono le comunità alloggio, sono i centri diurni. Quindi voglio dire, non è è un problema gravissimo e grandissimo che non possiamo risolverlo con uno schioccare di dita. Bisognava fare programmazione e progettazione su queste cose qua. Noi qua, voglio dire... Infatti da questa mattina che dico che la programmazione e la progettazione è una cosa che forse qualcuno deve ancora imparare ad ascoltare. No, prego Favero. Io condivido quello che ha detto la signora al 100%. Aspetta Favero che se torna il Gino, se no povero. Vai Gino! Ciao, a dire una cosa per via di Torrenti anche, no? Vai, vai! No, noi siamo gli angeli, abbiamo sfondato i torrenti, siete in testa, abbiamo sfondato, no a stare gli angeli distrugge tutto quello che si sta con angeli. Dopo dico per via, che dico, a Raia, la mona di Berlino, io parlo sul posto, fuori si già ne fa, dal massimo magari vagli che paghiamo le tasse per impegnare i miliardari del sud. Va bene. Basta così Gino. Andato. Comunque abbiamo sentito la voce del popolo, anche di Gino, certo, che dice non bisogna fare gli argini, forse questo che lavorare sa qualcosa in più, magari qualche vedremo, io credo che pulire i letti dei fiumi e rinforzare gli argini, io non ho mai parlato di alzare gli argini, sia una cosa essenziale, e ce l'hanno trasmesso ce l'ha trasmesso la Serenissima, perché ha fatto anche il taglio di Po, ricordiamolo, l'ha fatto la Serenissima, non l'ha fatto l'Italia, e la Serenissima aveva molta cura proprio dell'aspetto fluviale sia dei fiumi e del mare. Grande rispetto, quello che oggi manca completamente a questo paese, che evidentemente non ha né competenze né cultura per fare questo. Per quanto riguarda quello che ha detto la signora, io condivido tutto signora, è per questo che bisogna cambiare anche in regione. Ma non basta cambiare la politica, vede, io su questo sì sono molto critico. Tutti parlano, si candida o si ricandida Zaia, eccetera. Francamente ritengo che sia un problema minore. Bisognerebbe applicare lo spoil system come fanno negli Stati Uniti. Entro io, benissimo, se il dirigente ha fatto bene posso anche decidere di tenerlo, ma se cambio tutto. A casa tutti, non vivere di rendita semplicemente perché ho vinto un concorso pubblico, devo stare lì a vita. A Roma hanno cambiato il sindaco perché sembrava che la Raggi avesse fatto disastri. Gualtieri sta facendo la stessa identica cosa, ma non per colpa dell'uno o dell'altra, perché purtroppo anche nei comuni, specialmente nei grandi comuni, chi decide sono i dirigenti del comune, non sono i politici. Chi l'ha voluta la legge Bassanini, Favero? Beh, sicuramente una buona parte della sinistra. E Bassanini si è anche tolto dal comitato dei LEP, tanto la per politica, dire. Certo, appunto. La politica. Ma la politica è collusa poi con la classe dirigente di questo paese, perché io giustifico il tuo operato se tu poi dai il voto a me. E alimentiamo semplicemente una burocrazia inutile, lo anticipavo prima, che poi è quella che fa il vero danno. Non parlate più di evasione fiscale, parlate di evasione lavorativa, di persone dirigenti che guadagnano 200.000 euro l'anno per non fare niente. Questo è il problema grosso dell'Italia. Lo dico sempre, in Sicilia ci sono tanti dirigenti quanto 9 regioni a statuto ordinario. A che cosa servono? Volete dirmelo?
Raffaella da Paese, vai Raffaella. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io sono mamma di una ragazza speciale e di ben 3 figli. Allora, mi sta a cuore molto questo argomento perché io ho vissuto ben 2-3 vie legali al TAR per dei diritti in ambito disabilità di mia figlia che è adottata e che nella vita gli ha riservato la disabilità. Ho bussato molte porte a molte associazioni per unire la voce e mi spiace dire che spesso mi sia stata chiusa la porta da parte delle associazioni. L'unica che ha saputo dare voce e opportunità a mia figlia è stata Sveglia Veneti e Mirella presente. Mirella conosce la mia storia, io ho provato a chiamare ANFAS in tutte le varie sedi, anche a livello diciamo di rappresentanza più importante e ho ricevuto il silenzio. Sa, le disabilità possono essere varie, però poi alla fine i bisogni possono essere molto simili. C'è un problema che spesso tra associazioni non c'è la volontà di ascoltare, c'è un problema che spesso pochi partecipano ai tavoli e chi partecipa a volte si dimentica qualcosa oppure non ha avuto l'occasione di essere informato e quindi questo mi rammarica. Poi c'è anche un altro aspetto, spesso i servizi avvengono tramite cooperative e lì si apre un altro oceano di quesiti. Il problema è che alla fine un familiare che vive la disabilità deve fare una rinuncia a uno stipendio, è un caregiver che fa comodo ricordare, ma poi alla fine non tutti arriveranno ad una pensione, c'è chi già in età giovane deve rinunciare al lavoro. Io sono a disposizione sperando che ci sia un confronto, una sinergia, perché credo che la possibilità nella disabilità a volte crea quella possibilità e non disastro che spesso viene visto. In ambito scolastico, con la prima superiore, per non partire prima, si parte sempre senza considerare che la persona ha un nome, una possibilità e delle capacità. Cosa possono dirmi i vostri ospiti? E Mirella, io sono sempre a disposizione. Grazie davvero a nome della mia famiglia, in particolare di mia figlia Lisa, che quando ti vede è felicissima. Ciao Mirella e buongiorno ai vostri ospiti. Ciao Raffaella, prego allora Graziella. Lazzari. Guarda Mirella, io posso anche prendermi bastonate a destra e a manca, però sono qua che faccio volontariato dal 98, con una figlia autistica, vorrei vedere gli altri quanto lo sono disponibili per farlo, questa è la prima cosa. Certo che non arriviamo a rispondere a tutti, certo che invece abbiamo uno sportello SAI che rispondiamo a tanti, non so se la signora abbia mai telefonato a me, quindi io non la conosco, quindi non so. E non voglio, però non è una giustificazione. È vero che ci sono tantissime associazioni e si sono parcellizzate, siamo diventati l'associazione del gatto e del cane, ma dell'autismo ad alto funzionamento, della sindrome di Rett, della sindrome di qualsiasi tipo di sindrome, associazioni, fondazioni, eccetera. E sai, dividi ed impera è anche un motto che viene da tanto tempo. Noi quello che possiamo fare facciamo. Certo sono io che vado ai tavoli e posso dire sinceramente e con tutta anche onestà che tutto quello che io porto ai tavoli poi non è detto che si trasformi in delibere regionali, perché tu là vai e dici una cosa, poi la regione fa quello che ovviamente ritiene opportuno e più giusto di fare. Noi non sempre siamo d'accordo, come appunto ti dice oggi noi andremo a fare le osservazioni sul DEF, il DEF regionale, e diremo quali sono le difficoltà, però non solo le difficoltà, daremo anche le opportune direttive per modificare e migliorare. Ora, io non sono qua e non voglio lamentarmi, guarda, addirittura tanto per dirti che io sono la presidente regionale da parecchio tempo e mia figlia non ha finito le superiori perché continuavano a chiamarla handicappata, tanto per dirtene una. Ecco, quindi non è che noi siamo trattati meglio perché siamo qua a lavorare 20 ore al giorno, perché io ricevo telefonate anche alle 10 di sera quando la gente ha bisogno. Quello che stiamo facendo è
quello che possiamo fare in una rete di servizi dove addirittura stiamo facendo le raccolte fondi, perché io vorrei sapere quanto la signora ha fatto raccolte fondi, per vedere e riuscire a fare anche a comprare gli appartamenti o a fare le comunità. Io ho fatto una comunità alloggio a Quarto d'Altino con 20 posti, ce ne sono ancora 6 di vuoti. Ce ne sono ancora 6 di vuoti. Sto continuando a pagare i debiti ovviamente che ho fatto a nome mio, perché quando la presidente dell'Anfas firma Graziella Lazzari, non è che firma Anfas Veneto o Anfas Mestre. Allora, quando i debiti io li ho fatti, mi sono anche presa l'impegno di pagarli, e siccome la regione ha stabilito che ci voleva una fideiussione dopo che ha dato a amici e parenti e conoscenti eccetera i milioni di euro che non sono più tornati indietro, adesso ci sono le fideiussioni bancarie che ci fanno pagare di più di quanto non era l'interesse di un mutuo a suo tempo. Allora, io capisco che ci sia difficoltà, capisco che ci sia anche, come dire, aspettative, non capisco però se io non trovo risposta, vedo di andare ovunque o di fare qualcosa. Vedi Graziella, non conosci la storia di Raffaele, mi dispiace. No. Però io devo dire anche a Raffaella che se non ci fosse Graziella Lazzari Peroni la dovremmo inventare per tutto quello che è riuscita a fare, perché ha toccato con mano il problema della disabilità con la figlia. Però vedi Graziella qual è il problema? Che tu sai che la fatica che ho fatto anch'io per cercare di inserire l'Anfas a Treviso, perché bisogna anche dire le cose come stanno. Certo, e certo. Sono riuscita a farlo perché ho chiamato te, che non sei a Treviso, ma sei da un'altra parte. Allora solo il tuo buon senso e la tua capacità di capire che solo l'unione fa la forza ha permesso di avere qualche goccia anche a Treviso. Ma se noi continuiamo a primeggiare, ad avere i campanili, io sono meglio di te, io sono più forte di te, io vado più forte perché ho la conoscenza politica, perché ho più soldi, noi non andremo da nessuna parte. Tanto è vero che qualcuno l'ha capito e ci sta sommergendo di burocrazia, dove una grandissima parte di volontari ha ceduto, e sono i diversamente giovani, perché i volontari sono là, non sono nei giovani perché non ci sono quasi dappertutto. Stiamo perdendo anche quello, perché la mia paura, il mio terrore è che si arrivi a una multinazionale del volontariato, proprio con le cooperative. Ecco, io sono terrorizzata di questo, l'ho detto anche ieri mattina, perché io dico le cose che vedo e che penso e che sento, e dopo se qualcuno mi vuole dare una risposta, perché nel 2023 dobbiamo continuamente a rimetterci in gioco perché vogliono numeri, non si sa per quale motivo. Tanto è vero che non arrivano neppure più non arrivano le rate alimentari neppure dalla Comunità Europea, neppure dalle aziende, perché hanno capito che forse abbassando il prezzo non serve più che lo regalino, perché stanno facendo anche questo. Noi rimanemmo a terra. Però bisogna parlare, bisogna combattere e fare squadra. Vogliamo fare squadra o abbiamo 7.000 associazioni di volontariato e troviamo ancora il morto a casa, l'anziano, perché non abbiamo il nome e il cognome, perché i servizi sociali non funzionano, perché chiudono alle 13 di venerdì al pomeriggio e fino a lunedì non c'è neppure qualcuno che risponde al telefono? Vogliamo continuare a essere divisi e la politica lo sa e ci sta giocando e ci sta passando sopra nel silenzio di tutti quanti, perché io sono l'unica che parla e che dice le cose come stanno. Favero? No, facciamo un distinguo, perché, ripeto, faccio politica. Indipendenza Veneta ha messo nel suo programma tra i punti fondamentali la disabilità. E allora, per cortesia, cercate anche voi associazioni di interloquire con Indipendenza Veneta. Se volete anche diciamo così, qualcuno che interpreta la politica anche per voi, perché non diciamo sempre, dopo non facciamo finta e facciamo spesso gli ipocriti, ma no, qua non vogliamo la politica. No, la politica c'è ovunque, mi spiace. E allora se c'è qualcuno che si è impegnato, e tu lo sai bene Mirella, perché assieme abbiamo risolto anche un caso a Piazzola sul Brenta, e
io mi sto occupando direttamente anche di un altro caso, ma ripeto, va amplificato perché i disabili non sono 1, 2, 3, però sono tutti nella propria disabilità specifica. Allora non si può fare una legge che vale bene per tutti e vanno seguiti in modo specifico. Date forza a un movimento del territorio che ha inserito nel proprio programma la disabilità come civiltà, dignità, perché non si può dare 300 euro al mese e dire arrangiati. È una cosa vergognosa. E le risorse in Veneto ci sono per fare meglio. Però se ci lasciamo portare via tutto con questa rapina fiscale, poi è logico, ma non abbiamo gli assistenti, ma non abbiamo i medici, ma abbiamo le risorse per formare assistenti, abbiamo le risorse per formare i medici. C'è stato un ostacolo dietro l'altro anche sull'università che si voleva mettere a Treviso, no? Su un corso universitario. C'è un ostacolo che si chiama Italia. Se non lo capite, purtroppo siamo destinati a fare la fine che fanno tanti altri paesi. Rammento uno su tutti, la Grecia. Perché i soldi poi non bastano mai, ma per i veneti ci sono, basta tenere i nostri. E non è solo una questione, questo sì, solo di soldi. Perché, e faccio i complimenti alla signora che è collegata adesso, la signora Peroni, il volontariato in Veneto è qualcosa di straordinario. Allora uniamo le forze, anche su questo, meno campanilismi, uniamo le forze come hai sollecitato tu adesso, anche tra associazioni, e se vogliamo avere un referente politico, scegliamo un partito del territorio, scegliamo Indipendenza Veneta che è qui presente ed è pronta a battere i pugni. E noi non viviamo di politica, viviamo per la politica, non siamo pagati, tanto per stare in tema. Siamo volontari anche noi della politica. Graziella Lazzari, come commenti le parole di Favero che dice che bisogna stare attenti anche a chi si vota nel territorio dove si vuole andare a parare? Guarda Mirella, tu lo sai, io ho il campanilismo da me proprio non esiste perché lavoro per tutti, quindi lungi da me, è che non arrivo ovunque, però lungi da me. Io posso dire una cosa, che la politica ha abdicato i tecnicismi, ha abdicato, e non da adesso, da parecchio tempo. Che cosa dico? Che noi ad ogni tornata elettorale per le elezioni proprio della regione invitiamo tutti i rappresentanti. Non escludiamo mai nessuno, ma proprio mai nessuno. Noi invitiamo tutti che vengano a dire all'interno di quella che è una riunione, una convention, insomma, del nostro territorio, e di fronte a tutte le ANFAS del Veneto, ma dopo vengono anche altre, e poi parliamo, magari apro e chiudo una parentesi sulle cooperative, ma la questione, direi che è una questione particolarmente importante, perché se loro vengono e conquistano con il loro programma le persone che noi ne portiamo sempre una quantità enorme di persone per fare questi tipi di convention. Ci sono state forze politiche che non ci hanno neanche risposto. Adesso, guardate, è passato del tempo, quindi non voglio dire che Indipendenza Veneta non sia venuta, ma la questione è che non sempre i politici ci badano quando dobbiamo portare voti, per il resto ci dicono sempre di sì, ma poi fanno quel che vogliono. Non è il nostro caso. Graziella, è che qualcuno non vuole ascoltare questo grido di dolore, specialmente da parte delle famiglie, perché tu hai spiegato molto bene, sai cosa vuol dire vedere tua figlia che non riesce ad andare a scuola perché non c'è l'assistente di sostegno, perché la scuola non è adatta, perché qualche dirigente non ascolta, qualche professore è insensibile. Ma io non devo essere fortunata a essere su quella scuola o avere quel dirigente. Esatto. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto come persona, perché qui stiamo parlando di persone, non di numeri, di persone che se non li facciamo crescere fino a una certa età, magari anche in 14-15 anni, con una scolarizzazione adeguata, li perdiamo, perché hanno bisogno di sviluppare questo cervello che fa fatica a svilupparsi. Solo con un lavoro anche scolastico si può arrivare a questo, o sbaglio, Graziella? No, Mirella, non aspettiamo neanche i 14-15 anni, perché li abbiamo già persi, perché quando diventano adolescenti hanno un'autodeterminazione anche le persone con disabilità.
E qual è il problema? Il problema gravissimo è che non abbiamo dei protocolli, ma non li abbiamo mai avuti, e ti assicuro, io che vengo dal mondo della sanità, io avrei voluto che mia figlia, invece di essere autistica, avesse avuto una leucemia, perché o l'avrei persa o l'avrei curata. Così abbiamo solo sopravvissuto. Ascolta, Graziella, scusa se apro questa parentesi, cosa ne pensi di quel caso, di quella bambina che in Inghilterra ormai vogliono staccare la spina e Giorgia Meloni invece ha dato la cittadinanza e vuole portarla in Italia? È il terrore che mi fa quando si parla proprio di questo tipo di patologie e che pensino che non c'è nulla da fare. Non è detto, non è assolutamente detto, a meno che non sia la famiglia che decide di staccare la spina, non può essere un giudice, ma assolutamente no. E chi ha detto che deve essere solo ed esclusivamente la persona attiva a vivere nella società? Perché allora la rupe tarpea ce l'abbiamo qua dietro casa, ragazzi. Ecco, hai fatto bene anche a dire la tua riflessione su questo caso che sta commuovendo veramente tutti. Favero, come commenti? No, condivido in pieno le parole della signora Peroni. Ci deve essere la famiglia soprattutto, perché la prima istituzione che deve guidare i figli è la famiglia, e non certamente, e per quanto riguarda la vita poi assolutamente nessun giudice può decidere per la vita di una persona. Io da cristiano poi dico che la vita ce l'ha data Dio, è il dono più grande che abbiamo, dobbiamo fare di tutto per cercare di conservarla e di aiutare chi purtroppo è in difficoltà, perché la disabilità, ricordiamolo, può arrivare dalla nascita ma può anche avvenire nel corso della vita. Noi abbiamo un amico che fa politica con noi, penso tu abbia anche conosciuto Daniele Soligo, ad esempio, che è rimasto invalido dopo un incidente in motocross. E lui si sta impegnando anche per fare in modo, insomma, che la disabilità abbia anche un aspetto diverso da quello che sta vivendo adesso, e cioè che le persone siano aiutate realmente, perché oggi, ripeto, lo Stato e le istituzioni sono lontane, cioè è un problema per loro, è un problema ed è una cosa che è indecorosa. E allora cerchiamo, ripeto, come ho detto prima, di fare delle cose concrete, perché a parole poi siamo tutti bravi, no? Dobbiamo stanziare delle risorse che siano risorse reali per una persona che vive in disabilità. Mi diceva Daniele che solo per attrezzare la macchina, l'automobile, per un disabile, servono oltre 15.000 euro. E sti soldi qua non sempre sono disponibili per la famiglia del disabile. E chi ha un bambino autistico poi deve fare assistenza H24, e lo sappiamo bene. E l'aiuto non c'è, la signora diceva addirittura non c'è nemmeno un protocollo. Perché lo Stato fa economie di scala sulle persone più deboli? Questa è una cosa vergognosa. Perché la politica, che dovrebbe farlo proprio così come primo fondamento della politica, aiutare chi non ce la fa? E invece è una politica che parla spesso per una classe che rappresenta se stessa e basta, altro che rappresentanti del popolo. La chiamano democrazia rappresentativa e invece rappresenta sempre più se stessa e basta. Una forma elitaria che poi ogni tanto si ricorda che c'è anche il popolo, come diceva giustamente la signora quando ci sono le elezioni. Ecco, non è il caso di Indipendenza Veneta però, perché noi da 11 anni ci battiamo per i veneti e da 11 anni siamo nel territorio. Ripeto, senza avere benefici, tra virgolette, economici da nessuno. Allora sentiamo come ci saluta la nostra Graziella Lazzari Peroni, Presidente regionale dell'ANFAS. Prego Presidente, come ci saluti? Beh, che conoscerò molto volentieri il tuo ospite, se mi dici come si chiama. Michele Favero. Prego, sono arrivata tardi. Michele Favero. Allora, io sono in attesa davvero di poter realizzare un percorso proprio, ecco, allora nella coprogrammazione e nella coprogettazione facciamo i servizi di filiera, però vi ricordo che la 328 è del 2000 e siamo arrivati nel 2023 e quando si parla di progetto di vita sappiamo che non è applicato a nessuno nei Veneti, a nessuno. Allora,
come ci salutiamo, che la prossima volta vorrei dirti che magari la Regione Veneto e anche e soprattutto le ULSS locali e i comuni che sono scomparsi, cioè voglio dire, io vorrei tanto che ci fossero più vicini come erano vicini nel 2000, 2005, 2010 e pian pianino sono diventati dei desaparecidos. Speriamo di ritrovarli e di avere la possibilità di poter interloquire e concertare anche con loro, perché è il nostro territorio, come dice bene il tuo ospite. Grazie a Graziella Lazzari Peroni, Presidente ANFAS regionale, grazie a Michele Favro, Segretario Indipendenza Veneta, grazie, pubblicità. Allora presento altri due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta, primo mandato, centrodestra, sì. Lega, giusto? No. Centrodestra? No, centrodestra, sì. Allora abbiamo capito, perché è la prima volta che viene, così ve la faccio conoscere. Poi abbiamo il dottor Andrea Rossi, da Treviso collegato, direttore ospedale Canfongello, geriatria. Buongiorno dottor Rossi, che piacere averla ospite. Buongiorno Mirella, a lei e ai suoi telespettatori. Speriamo che ci dia delle buone notizie per quanto riguarda i diversamente giovani. Lei lo sa quanto mi stanno a cuore con i bambini. Anche ieri che ho fatto il banco solidale, dottor Rossi, guardi, una valle di lacrime, ma soprattutto vedere il pianto dei diversamente giovani, dalla disperazione con la quale vivono con tante patologie, poveretti, e il pianto dei bambini invece di felicità, perché arrivano al banco solidale, trovano il ben di Dio, di giocattoli, di tutto e di più, e perciò sono due figure che veramente mi stanno molto a cuore. Ringrazio tutto il mondo del volontariato che sta cercando di mettere le pezze dove la politica non arriva. Allora io partirei proprio dal sindaco Valentina Pilon, questo sindaco giovane, donna, che sta cercando di movimentare questo paese, questo territorio, perché ha capito l'importanza di far diventare i cittadini, i paesani protagonisti. O sbaglio, sindaco? Sindaco o sindaca? Sindaco va benissimo. Sindaco. E vai col sindaco. Sì, noi come amministrazione abbiamo proprio voluto puntare su questo, quindi creare dei momenti di aggregazione, di condivisione, di socialità in cui sia proprio il cittadino ad essere partecipante attivo e quindi non sia solamente spettatore, ma si senta coinvolto nelle diverse iniziative che noi stiamo cercando di promuovere. Ne è un esempio anche di recente la commemorazione del 4 novembre, abbiamo cercato di fare davvero un lavoro di squadra anche con gli asili parrocchiali, quindi la scuola dell'infanzia, per far capire loro quanto sia importante partecipare a questi momenti, perché diciamo sempre che è giusto conoscere la scuola nei libri di testo, ma lo è ancora di più quando la si condivide, quando si tocca con mano la realtà, ma anche quando abbiamo deciso per esempio di creare con le famiglie questo momento, piccoli brividi in occasione, ecco, di questo novembre, per far sì appunto che non siano solamente i ragazzini o la famiglia o i nonni a partecipare all'evento, ma si crei davvero questo legame all'interno di questa cornice e quindi le generazioni tra loro possano davvero collaborare in modo molto fruttuoso e cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Lei, avendo proprio il diretto contatto con queste persone, sono persone molto fragili, persone che hanno perso il lavoro, persone che hanno patologie, persone che non ce la fanno neanche arrivare alla prima settimana del mese. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Allora, devo dire che la cosa forse più preoccupante, perché i nostri servizi sociali sono sempre molto attivi e presenti, è che alle volte noi riscontriamo, ci sono delle persone anziane, ma anche, ma non solo, che fanno proprio fatica a chiedere aiuto, per una sorta di senso quasi di colpa forse. E quindi riuscire a far capire che noi siamo qui, insomma, per loro, per cercare di aiutarli e per far sì, insomma, che noi riusciamo a porgere un aiuto loro quando loro, insomma, ci vogliono tendere la mano. Questo credo sia un processo che noi come società civile dobbiamo fare e quindi far sì che tutti ci sentiamo veramente protetti, capiti e rispettati. Oggi viviamo in una condizione davvero molto complessa perché purtroppo
i rincari sono sempre maggiori e quindi è chiaro che purtroppo gli stipendi non stanno aumentando, il costo della vita è quello e quindi diciamo che il punto di incontro tra quello che è il potere d'acquisto della famiglia e quello che la società invece ci chiede per poter vivere si abbassa sempre di più e quindi a maggior ragione, ripeto, noi siamo qui per aiutare, però è vero che se dallo Stato ci vengono tolte gran parte delle risorse, noi come enti locali ci troviamo costretti assolutamente non a tagliare i servizi, però da qualche parte a trovare queste risorse che poi dobbiamo mettere a disposizione della collettività e quindi davvero è come se fosse un cane che si morde la coda, perché da un lato noi vogliamo e dobbiamo dare di più perché la gente ci sta chiedendo, dall'altro lato abbiamo meno trasferimenti statali, però ripeto da qualche parte questi soldi dobbiamo farli Grazie trovarli. Sindaco. Abbiamo Giovanna da Torre di Quartesoro. Vai Giovanna. Pronto? Pronto? Faccio fatica a parlare. Vai tranquilla Giovanna, vai tranquilla. Allora, io ho avuto un dito cerebrale e sono sul letto da 8 dicembre del 2020. Perché sono paralizzata tutto l'altro sinistro. Avevo una piccola pressione. I miei figli mi hanno messo in una clinica privata per fare delle prove di recupero e a pagamento naturalmente. Poi l'INPS mi ha mandato che devo mandare tutti i soldi della minima pensione che mi davano quando io devo fare una persona che mi assiste tutta la notte. Giovanna, guarda, poi ti chiamo quando ho terminato la trasmissione perché si fa fatica anche a capire quello che dici, ma non ti preoccupare che poi sai che io chiamo e vediamo com'è la situazione nel reale, proprio perché voi sapete che la prima cosa che faccio quando arrivano queste telefonate che non conosco è sentire il sindaco se conosce questo caso, com'è la situazione e poi mi muovo. Perciò Giovanna poi ti chiamo e voglio capire com'è la realtà. Ecco, questo, dottor Rossi, è la testimonianza di quanta solitudine c'è in questo mondo molto fragile, con tante patologie, ma soprattutto perché non c'è quell'aiuto, quell'assistenza anche domiciliare che ci dovrebbe essere, che ci dovrebbe avere, che nella carta c'è, però si fa fatica, non in tutti i casi naturalmente, ma in molti casi ad arrivare e queste persone dare quello che la legge dovrebbe dare, ecco, la sanità dovrebbe dare. Cosa ci dice, dottor Rossi? Com'è la situazione del suo importante osservatorio? Che molti ricoveri che in teoria insomma, dovrebbero essere per motivi sanitari, in realtà mostrano delle realtà sociali di grave difficoltà, di solitudine. Abbiamo pazienti di 100 anni che vivono da soli, assistiti dai familiari, però con una rete che non è più la rete di 20-30 anni fa, in cui ovviamente un centenario viveva insieme ai propri familiari o comunque gestito dai propri familiari. La vita attuale è una vita molto più frenetica, in cui abbiamo tutto il nucleo familiare che lavora, ha un cambiamento sociale importante, inevitabile, legato alla giusta parità dei sessi, e in cui però gli anziani della famiglia non sono praticamente seguiti da nessuno e i figli si trovano in una condizione in cui non hanno il tempo di seguire i propri genitori, in cui quindi questa assistenza viene vicariata a operatori di altro tipo, insomma le cosiddette badanti, quindi assistenti che vengono pagate per questo, ma in cui spesso non ci sono le risorse per pagare queste persone, in cui quindi
questi familiari e questi pazienti si trovano in condizione di assoluta solitudine, quindi vengono ricoverati magari per la polmonite oppure perché hanno l'anemia e in realtà ci troviamo a dover risolvere insieme alla centrale operativa territoriale dell'AS2 delle situazioni in cui la polmonite e l'anemia erano il minore dei problemi, quindi in cui i costi del ricovero sono legati principalmente i costi del ricovero sono legati principalmente non tanto alla problematica medica ma alla problematica sociale che ha un peso quasi equivalente. E quanto influisce anche a livello psicologico su queste figure già fragili, come ha spiegato lei, sentirsi in qualche parte, dottor Rossi, abbandonati? Io ricevo telefonate che qualcuno mi ha detto: piuttosto di vivere così preferisco morire, non ce la faccio più, oppure non riesco più a parlare perché non parlo più con nessuno. Tanto è vero che noi vediamo purtroppo, e qua lo dico e faccio l'appello, non aprite a sconosciuti, non aprite a sconosciuti, se dovete uscire fatevi accompagnare, chiamate i sindaci, chiamate i servizi sociali, non avventuratevi ormai in questa giungla, purtroppo, perché abbiamo esempi positivi ma purtroppo anche i negativi. Ecco, questo è quello che lei sta dicendo. Ecco, si scarica l'anziano perché il figlio ha dei problemi, perché è lontano, perché ha la sua vita. Ma questi, se siamo diventati grandi, dottor Rossi, e così forti, è merito loro, di tutto il lavoro che hanno fatto e anche i sacrifici, la buona educazione, perché noi siamo venuti su con i buoni esempi, non con i cattivi esempi, non avevamo i cattivi esempi, perché c'era una famiglia. Ma dov'è più questa famiglia, dottor Rossi? Lei che tocca con mano, che non vanno neanche più a prendere l'anziano, lo lasciano là se vanno in ferie e chissà quando vengono a prenderlo, perché dobbiamo parlare anche di queste cose, di quello che non va bene, non di quello che va bene. Prego, dottor Rossi, poi sentiamo il sindaco Pillon. Mirella, francamente, a parte alcuni rari casi, io vedo sempre familiari che sono preoccupati per le condizioni dei loro genitori e che semplicemente si trovano in una situazione di difficoltà legata al fatto che i tempi sono cambiati, che la possibilità di stare a casa con i propri genitori per la vita frenetica che facciamo, che è una vita lavorativa che ci viene imposta di fatto, sono sempre minori, spesso la 104, quindi quel tipo di protezione legislativa che ci dovrebbe permettere di avere più tempo per passare con i nostri genitori o comunque con chi ha una disabilità all'interno della nostra famiglia, sono sempre più difficoltose, quelle ore non sono sufficienti. A un certo punto abbiamo degli anziani che richiedono una presenza da parte dei figli sostanzialmente H24. Se c'è un figlio solo, questa è una cosa estremamente difficile. Io non vedo una mancanza di volontà da parte dei familiari di prendersi cura dei pazienti, tranne rari casi. Ci sono i rari casi, ma c'erano anche 20-30 anni fa di anziani completamente abbandonati dai figli. C'è un cambio culturale legato al tipo di socialità che abbiamo attualmente legato alla situazione lavorativa di adesso. Io non vedo tanti anziani completamente abbandonati, vedo delle difficoltà nel gestire situazioni che richiedono una presenza H24 con il proprio familiare, cosa che avendo ciascuno di noi magari una famiglia e dei figli, risulta, e magari essendo l'unico figlio presente magari a Treviso, perché magari un figlio abita a Milano, quell'altro è negli Stati Uniti e ce n'è uno solo a Treviso, oppure non c'è nessun figlio a Treviso, e chiaramente lì ci sono delle difficoltà, ma è legato ai cambiamenti che la nostra società ha subito negli anni. È un cambiamento però che va visto anche con due facce della medaglia, dottor Rossi, perché io le posso assicurare che quello che sento proprio da persone che vivono sole, che
che hanno anche la fortuna di avere figli e nipoti, addirittura i nipoti non li vanno a trovare, e se li vanno a trovare purtroppo non sono nelle condizioni di dialogo, ma solo col cellulare, si mettono al divano e ascoltano il cellulare. Sono le doppie medaglie. Forse abbiamo anche allontanato, sindaco, troppo i giovani da questo mondo dove erano i nonni. Chi ha la fortuna di averli forse dovrebbe capire l'importanza del nonno, forse qua il genitore dovrebbe fare un po' di educazione con valori un po' di più, perché non è la quantità della qualità del tempo, o la quantità, ma è proprio la qualità che tu devi dare a tuo figlio, e capire che i valori sono fondamentali, il rispetto per questo diversamente giovane che diventa fragile. Prego, sindaco, come vede lei la situazione? Io condivido anche il ragionamento sul cambio culturale che stiamo attraversando e anche sul fatto che comunque ci sono sempre meno figli, e quindi se prima c'era una grande famiglia che accorreva in soccorso degli anziani, oggi, come diceva prima il dottore, si trova tante volte ad avere un unico figlio che deve accudire i propri genitori. Però è anche vero, come diceva lei, che le generazioni di oggi sono molto prese da tutti questi strumenti tecnologici e tutti questi diversivi, piuttosto che nel coltivare questi rapporti che sono preziosi con i nonni. Io ho avuto la fortuna di vivere con i nonni e quindi a loro sono sempre stata molto riconoscente, e riesco a capire quello che è il loro valore e quello che loro hanno dato a noi nipoti. Noi poi siamo cresciute, perché ho anche una sorella, con loro, e quindi nel processo di crescita loro hanno rivestito un ruolo importante, e io mi sono sempre sentita in dovere di ricambiare tutto quello che loro hanno dato a noi nel nostro processo. Quindi credo che oggi la famiglia debba riuscire ad insegnare questo ai loro figli, perché è tutto un dare avere. Oggi sono i figli a ricevere tanto nel processo di crescita e di educazione, però un domani, quando si troveranno i genitori ad aver bisogno, i figli devono accorrere. Io credo sia proprio un senso del dovere che noi dobbiamo avere intrinseco e dobbiamo anche insegnare, e credo anche che oggi ci sia un grande mondo del volontariato che presti soccorso a tutte queste situazioni di solitudine, e quindi che io voglio anche ringraziare. Un volontariato però purtroppo che si svuota sempre di più di tutta quella parte giovane della popolazione, e che rimangono un po' sempre, diciamo così, tra coetanei, perché forse tra coetanei si capiscono di più i bisogni. Invece noi dovremmo riuscire a prevenire, diciamo, questo svuotamento, anzi a far capire che il mondo del volontariato proprio per il sociale è fondamentale. Non c'è solamente il divertimento oggi, ma c'è anche tutto quel senso di diritti e doveri reciproci che va coltivato nel tempo, e quindi che parta dalla scuola, che parta dalle famiglie, che parta comunque dalle nuove generazioni. L'importante è che bisogna capire i valori. Dottor Rossi, io però l'ho invitata perché noi anche come emittente, come Media Nord-Est, abbiamo ogni settimana un centenario, che è centenaria quasi sempre, più donne che uomini, ma veramente poi quando le intervistiamo rimaniamo a bocca aperta, perché mentalità lucida, sanno quello che dicono, i ricordi, non li ho neanche io quei ricordi là, loro li hanno. Cosa è successo, dottore? Perché miracoli avete fatto? Perché veramente a 100 anni sembrano che abbiano 70 anni, 80 anni, vivono il momento, l'euforia del compleanno, si preparano bene, ricordano i loro tempi. Prego, dottor Rossi, e qua la ringrazio a nome di tutti lei e tutti i suoi colleghi. Prego. Sì, il merito è sia del progresso della medicina, e quindi a partire da Pasteur e all'invenzione della penicillina, che è stato nel secondo dopoguerra chiaramente una delle rivoluzioni, perché altrimenti si moriva molto prima e l'allungamento della vita non sarebbe stato possibile. Abbiamo poi queste situazioni, diciamo, incredibili, appunto, di queste persone che arrivano a 100 anni in buona salute, perché come diciamo sempre noi geriatri, non è tanto importante gli anni che guadagniamo per il progresso tecnologico in generale, ma quanti anni in salute guadagniamo. Quindi quando abbiamo dei soggetti che arrivano a 100 anni ancora così lucidi e ancora così indipendenti, anni guadagnati in autonomia, quello è il vero successo, il vero healthy aging, ovvero l'invecchiamento di successo. Non tanto invece quando abbiamo un prolungamento della vita
che magari è una vita fatta di disabilità, di perdita di autonomia e di allettamento. Lì chiaramente sono anni guadagnati ma non anni di qualità. Ecco. Dottor Rossi, cos'è che la preoccupa di più in questo momento, ecco, con questi anche, adesso abbiamo questi vaccini, io l'ho chiamata anche perché chiamano molti anziani, ma devo fare l'antinfluenzale, devo fare anche la quarta dose, la terza dose, non so, sono confuso, ecco, cosa vuole dire? Perché è importante sentire dalla sua voce quello che lei consiglia di fare, perché stiamo parlando delle fragilità e anche confuse purtroppo, prego. Allora, quello che mi preoccupa di più, in generale, per rispondere all'inizio della sua domanda, Mirella, è la gestione della cronicità. Noi dobbiamo cambiare paradigma, trovare delle soluzioni nuove, che in parte sono indicate nel decreto ministeriale 77 con le case della comunità, in cui Treviso è molto attiva, diciamo molto avanti anche. Io sono primario solo da 2 anni e vengo da un'altra provincia. Treviso è avanti rispetto alle cure domiciliari, all'organizzazione delle cure palliative, all'organizzazione delle cure intermedie, e avremo queste case della comunità in cui ci saranno dei professionisti che avranno il compito di permettere un servizio quantomeno H12 e 7 su 7, quindi 7 giorni su 7, in modo da alleggerire la pressione che c'è sui pronto soccorso, che è davvero eccessiva. I codici bianchi non dovrebbero più avere accesso al pronto soccorso, ma dovrebbero avere accesso alla casa delle comunità, mentre invece l'accesso al pronto soccorso dovrebbe essere riservato ai casi più gravi che necessitano appunto di ricovero, di cura ospedaliera. Per quanto il problema va affrontato, perché i dati Istat, e questo è un dato veramente spaventoso, ci dicono che tra il 2002 e il 2022 le persone con più di 80 anni, che sono quelle che ricoveriamo in geriatria, sono raddoppiate. I letti numeri anche per il sindaco, però, prego dottore. Nel frattempo si sono ridotti dal 2002, quindi il sovraffollamento all'interno dei pronto soccorsi di tutta Italia, anche di Treviso, che comunque anche sotto questo punto di vista qui è veramente un esempio virtuoso, in cui gli anziani aspettano davvero poco prima di essere ricoverati, non solo per merito mio ma per merito di tutto l'ospedale di Treviso, Cafoncello, che è dell'AS2, che è ovviamente la realtà che conosco meglio, ma veramente c'è già un'attenzione all'anziano, ma qualcosa dobbiamo cambiare. Noi abbiamo introdotto anche la telemedicina, in modo tale da riuscire a fare visite senza spostare gli anziani, in particolare per gli anziani che abbiamo dimesso. Noi continuiamo a seguirli per una patologia specifica che è lo scompenso cardiaco, che però corrisponde all'incirca al 40% degli accessi che abbiamo, però riusciamo a contattare familiare e paziente per sentire come sta e per fare degli aggiustamenti terapeutici. Se necessario li rivediamo comunque in ambulatorio, ma intanto diciamo che, tra virgolette, non li abbandoniamo. Per quanto riguarda invece il discorso dei vaccini, allora abbiamo il vaccino antinfluenzale, che io consiglio a tutti i fragili di fare. Io personalmente l'ho fatto, i miei genitori l'hanno fatto, perché l'influenza può essere sia un motivo di accesso in ospedale, sia un motivo di complicanze gravi in pazienti particolarmente fragili, quindi pazienti oncologici, pazienti ematologici, pazienti pneumologici che magari hanno un'influenza che determina poi un'insufficienza respiratoria, che può determinare un ricovero, che può determinare anche un ricovero in terapia semi-intensiva o in terapia intensiva, e chiaramente quindi un rischio per la propria incolumità e certamente anche un rischio di exitus e di morire. Per quanto riguarda il vaccino del Covid, il Covid
Adesso possiamo dire in questo momento storico, cosa che non era certamente vera nell'estate del 2020, purtroppo, e ce ne siamo accorti dolorosamente, che è clinicamente morto, o quantomeno clinicamente dormiente, ok? È molto difficile che noi vediamo in questo periodo, ho fatto anche una riunione ieri con la Michaela Romagnoli, il primario della pneumologia, casi di Covid che richiedano ventilazione, salvo che non siano pazienti molto defedati. Polmoniti da Covid, come le abbiamo viste dolorosamente nel 2020 e nel 2021, non ne vediamo. Tuttavia, sia per gli operatori sanitari, sia per i pazienti particolarmente fragili, quando sarà disponibile il vaccino Covid anche per la popolazione, è una dose sola, adesso non sono più le 2 dosi, il mio consiglio è di farlo, soprattutto i pazienti molto fragili, quindi i pazienti ematologici o i pazienti che hanno problematiche neurologiche importanti, i pazienti che dobbiamo tenere un pochino sotto la campana di vetro. E anche gli operatori sanitari, comunque sono influenze che durano una settimana con febbre alta e nessuno di quelli che ho sentito ultimamente che se lo sono preso perché girare sta girando mi dicono che sia stata proprio una passeggiata. Quindi io personalmente adesso guarderò anche i dati degli ultimi trial, vedrò comunque qual è l'andamento, ma anche come operatore sanitario mi sento di consigliarlo anche per gli operatori sanitari. Allora la ringrazio, dottor Rossi, perché è molto importante sentirlo dalla sua voce. Ecco, sono consigli, dopo ognuno è libero di gestirsi, di fare quello che vuole, però sono consigli utili, perché quando stiamo male andiamo dal medico, non dal fruttivendolo o dal macellaio, e perciò ci fidiamo di quello che dice il medico. E oggi avete anche un geriatra, ve li porto tutti, chissà che alla fine riusciremo a vincere sta guerra, perché è una guerra veramente. Allora sindaco, ecco, sentito, ecco, con quanta pacatezza, ma come ha spiegato bene qual è la situazione. Ecco, cerchiamo di migliorare, possiamo dire di essere anche un'isola felice per queste figure. Prego sindaco, come commenta le parole del dottor Rossi? No, davvero l'azienda ospedaliera sta facendo un lavoro egregio con tutti i nostri anziani, però come diceva i dati non dico siano preoccupanti, però devono farci riflettere su quelle che sono le politiche che poi noi dobbiamo andare a mettere in atto, perché la vita si è allungata, però non di pari passo anche la qualità, come si diceva prima. E allora ecco che in questo caso intervengono proprio i nostri assistenti sociali, le nostre OSE, quindi tutti i servizi accessori ma che sono indispensabili che un'amministrazione deve mettere in atto. Noi abbiamo anche il servizio di pasti a domicilio che è sempre più richiesto, proprio perché c'è l'esigenza per questi anziani che sono soli di avere il pasto caldo che arriva a casa. E la persona? E quindi ancora una volta torniamo nel contatto con una persona, anche solo, e questo è importante perché la persona che si reca a casa dell'anziano alle volte riesce anche a riscontrare delle situazioni di criticità che, se questo non avvenisse, molte volte rimangono oscure. Sarebbero le sentinelle del territorio, praticamente. Esattamente, quindi c'è davvero un lavoro importante di connessione tra quella che è la percezione dell'amministrazione e poi quello che è il mondo reale degli anziani. Ma devo dire che anche tutte le richieste per quanto riguarda l'assistenza domiciliare sono sempre più in aumento, e questo devo dire che è un po' la sintesi di tutti i ragionamenti che il dottore prima ci ha molto spiegato, e anche è apprezzabile tutti gli sforzi che stanno facendo per cercare di ridurre quelli che sono i ricoveri per bisogni sociali, dando la precedenza ovviamente e riducendo i tempi per quelle poi che sono le patologie che hanno la necessità, insomma, di avere un ricovero in tempi rapidi. Però ecco, quello che mi sento di dire è che oggi la popolazione sta cambiando sia per modi, cultura di vivere, che anche proprio per l'età che si sta allungando, e quindi noi un po' alla volta dobbiamo essere pronti a dare delle risposte in tempo reale. Anche semplicemente adesso stiamo cercando anche noi come comune di portare qui nel territorio l'infermiere di comunità che vada ad affiancare quelli che sono i medici di base. Stiamo cercando di
creare la medicina di gruppo mettendo in connessione i medici di base, questo perché capiamo che oggi avere una sanità che funzioni a livello locale, a livello territoriale è fondamentale, e invece molto spesso con la fuga poi dei medici ci troviamo che gli anziani stessi devono recarsi fuori comune, e invece tutte le misure che noi vogliamo e stiamo cercando di mettere in atto sono per riportare qui nel territorio le persone più vicine per dare le risposte alle esigenze della collettività. Allora Sindaco, la mia domanda che mi sta molto a cuore, che non è che scopriamo l'acqua calda, la fanno in altri paesi, cercare anche di investire anche in una comunità del territorio, mettendo assieme magari gli asili con una residenza per anziani che si degna di questo nome, con il mondo dello sport, con il mondo della disabilità. Perché io sono convinta che il giovane ha bisogno del meno giovane, e il meno giovane, diversamente giovane come lo chiamo io, ha bisogno di questo ragazzo. Che poi io quando sono nelle RSA, lo dico anche al dottor Rossi, vedo questi ragazzi, non so, al liceo artistico, queste scuole che entrano, che la prima cosa che fanno accarezzano i nonni. Li accarezzano e il nonno la prima cosa che fa sorride e vuole abbracciare. Ecco, questo contatto, dottor Rossi, che vedo che hanno bisogno del contatto fisico, di sentirsi, di abbracciarsi, di toccarsi. Ecco, cosa ne pensa, dottor Rossi, di investire anche in questo, rivoluzionare quello che sono le vecchie RSA, gli asili? Pensate anche che aiuti importanti possiamo dare anche alle famiglie, ai giovani sposi, ecco, con questo asilo all'interno con questi nonni che poi amano questi bambini in maniera incredibile. Cosa dice, dottor Rossi? Che è un'idea virtuosa. Penso anche agli alloggi per gli anziani autosufficienti, che però magari hanno bisogno di una rete, magari hanno anche le risorse economiche per gestirle, e parlo di un progetto dell'ISRA di convivenza giovani anziani. Ne avevo parlato con l'amico Michele Onn, che è il presidente di ISRA, appunto di queste residenze sanitarie in cui giovani, magari lavoratori e però ancora diciamo magari senza famiglia o solo conviventi, convivono con anziani che hanno bisogno però un pochino di una rete, perché sono ancora autosufficienti, però magari non hanno familiari vicino appunto in città. Questi sono tutti modelli virtuosi, anche appunto i bambini nelle residenze sanitarie per anziani, adesso che le condizioni diciamo epidemiologiche lo permettono. Perché, come dico spesso ai miei medici e ai miei infermieri, ho la fortuna di essere, pur essendo relativamente giovane, perché ho 46 anni, il più anziano dei medici del mio reparto, al di là del collega Antonio Ziraffa, che ha più anni di me, perché, come dico spesso a loro, gli anziani si curano con i giovani. Anche i nostri infermieri sono tutti operatori, tanti sono giovani, quelli meno giovani sono persone molto esperte che vogliono lavorare in geriatria, perché è importante che le persone che lavorano nell'RSA e nella geriatria siano selezionate perché amano stare con l'anziano. Un'altra cosa che dico spesso ai miei è che dietro un buon geriatra o un buon infermiere che lavora in geriatria c'è sempre un nonno speciale. Io ho avuto dei nonni speciali, ne ho conosciuti 3, uno purtroppo non l'ho mai conosciuto. Avevo un nonno che mi ha spinto a fare medicina, mi ha seguito nel mio percorso anche universitario, post laurea, ho fatto dottorato di ricerca e adesso ho i titoli da professore, e altre 2 nonne che mi hanno insegnato tanto, e proprio il rapporto con i propri nonni è un veicolo e diciamo un certificato di validità per avere quel tipo di pazienza che non costa fatica se siamo portati per farlo.
Allora, dottor Rossi, mi dispiace che lei sia solo 2 anni che è qua a Treviso, ma questo progetto con l'ISRA penso che siano 7 anni, che spero che diventi realizzabile, anche spero che lo faccia per prima questo sindaco che abbiamo presente questa mattina, perché è una cosa che io ho spinto tantissimo con l'ISRA, specialmente col dottor Pavan, il direttore, perché appunto è sempre stato lui il punto di riferimento che ho avuto, perché i presidenti passano mentre i direttori rimangono. Fortunatamente noi abbiamo questo direttore che è una valanga di idee ed è una persona anche diretta che ha il coraggio di dire quello che c'è. Diamo la possibilità, sindaco, anche alla politica di realizzare questi progetti, come dice il dottor Rossi. Non sarebbe male che lo facesse lei per prima. Pensate che bello, visto che ha parlato di tante cose proprio politiche, anche per aiutare a migliorare la qualità della vita. Prego, sindaco. Ma devo dire che noi che viviamo anche il mondo delle associazioni sportive troviamo appunto che ci siano questi anziani pensionati che si mettono a disposizione e trovano come una nuova vita proprio nel contatto con i ragazzi, nel curare insomma il campo da calcio piuttosto che gli spogliatoi, quindi il prendersi cura con qualcosa e, come dicevamo, mettere in connessione le generazioni, perché mi è piaciuta moltissimo la frase prima che gli anziani si curano con i giovani, ed è proprio vero. E allo stesso tempo poi sono gli anziani che danno dei grandi insegnamenti e lezioni di vita proprio per la memoria storica e le esperienze che hanno ai ragazzini più piccoli, anche semplicemente il rispetto dei luoghi che frequentano e in cui loro si trovano. Quindi sono dei progetti bellissimi che un po' alla volta spero che poi con l'aiuto anche della direzione sanitaria riusciremo a portare avanti. Tanto è vero che qua devo ringraziare il direttore Benazzi, perché veramente una persona con dei sentimenti e dei valori veramente importanti. Pensate che delle volte mi chiamano e mi dicono: ma sai che mi ha telefonato a casa? E io non credevo che fosse, perché eravamo un po' abituati, sa, dottor Rosso, ai baroni, questi baroni che erano inavvicinabili. Invece abbiamo la fortuna di avere questo direttore generale, ma non solo lui, anche dal bene abbiamo veramente dei direttori generali molto vicini, grande umanità. Ecco, con grande umanità. Cosa vuole dire, sindaco? Sì, prego? no, è vero, anche con il dottor Benazzi abbiamo appena dato avvio a un laboratorio qui a San Biagio di Callalta, teatrale per ragazzi diversamente abili. No, lo ripeta, un laboratorio? Un laboratorio teatrale per ragazzi diversamente abili, e questo con una forte spinta del dottor Benazzi, che ci teneva a farlo partire per far uscire proprio di casa le persone, per metterle in connessione tra loro, perché attraverso la cultura, attraverso l'arte, attraverso queste forme di espressione loro possano avere dei modi per creare delle relazioni, e anche proprio loro per sentirsi partecipi, per sentirsi protagonisti e per riuscire a dare qualcosa anche alle loro famiglie, ma a tutta la collettività, perché è un insegnamento per loro, ma è un insegnamento grande anche per noi, e quindi noi siamo stati davvero felicissimi. Sindaco, sentendo anche il dottor Rossi parlare, questo professore che vuole essere chiamato dottore, sentite la pacatezza, con questi valori dei nonni, con questi ricordi che l'hanno fatto crescere, ma nel percorso lui è arrivato a un percorso molto importante, perché ha avuto vicini la fortuna di averli, ma quei ragazzi che non ce li hanno, sindaco, che non hanno la fortuna di avere la famiglia, perché sentiamo la grande famiglia dalla politica, non si riesce a capire quale famiglia, perché sono cambiate anche le famiglie, e poi sento questi ragazzi che hanno diversi genitori, che hanno più mamme, più papà, ma in una solitudine, un abbandono incredibile. Ecco, cosa si può fare per aiutare anche questi giovani che fanno fatica a arrivare al mondo del volontariato perché non ci conoscono, arrivare ai diversamente giovani perché li abbiamo divisi, alle fragilità, non li conoscono, i pseudo non li conoscono. Cosa si può fare, sindaco? Sì, allora è proprio vero che ci sono queste famiglie allargate, però in questo allargamento tante volte si ottiene l'effetto contrario, che è quello di una solitudine, perché poi i ragazzi alle volte perdono i punti di riferimento, e io penso che quello che noi dobbiamo fare è proprio riuscire a dare dei punti di riferimento stabili, che partano dalla scuola, che partano anche dalle parrocchie, perché oggi sempre di più anche la parrocchia si sta svuotando, e anche quelli erano dei
dei momenti importanti per sentirsi parte attiva di una comunità che tante volte chiede aiuto. E quindi noi in primis però dobbiamo far conoscere quello che è il mondo del volontariato, partendo dalla protezione civile, partendo anche da tutte quelle associazioni che oggi si prodigano per il benessere collettivo e molte volte si vedono come delle cose lontane. Invece sono vicinissime e c'è davvero il bisogno che sempre più persone facciano parte. Poi quando si incomincia ad entrare, si incomincia a collaborare, a progettare qualcosa, non si esce più da questo mondo, però il passo sta proprio nell'immergersi e quindi anche in questo senso io credo che noi dobbiamo favorire questo processo e cercare come amministrazione, oltre alla promozione delle associazioni, anche di metterle a lavorare insieme, perché qualsiasi evento, qualsiasi progetto che noi portiamo avanti non può essere del singolo, ma noi creiamo nella moltitudine di attori che collaborino all'interno di un'unica cornice. Più sinergie. Più sinergie, esattamente. Allora, dottor Rossi, come ci saluta e cosa vuole dire? Che Treviso è una bella realtà anche dal punto di vista delle associazioni. Vorrei ringraziare le associazioni che ci danno una mano in reparto e ci hanno aiutato anche durante il periodo Covid, assistendoci nella gestione dell'accesso dei familiari, quindi AVO e anche l'Associazione degli Angeli della Notte, perché per noi sono stati veramente di vitale importanza, perché chiaramente i nostri operatori dovevano essere impegnati nella gestione dei pazienti e non in altre cose. E anche gli Angeli della Notte, quando abbiamo magari qualche anziano solo in reparto, magari che sono agitati e hanno bisogno soltanto di un contatto fisico, come diceva lei prima Mirella, che qualcuno gli tenga la mano e si mettono tranquilli. Chiaramente se c'è un infermiere con 10 pazienti durante la notte o anche 15 o 20 non può star lì tutta la notte, quindi questo tipo di volontariato per noi è davvero vitale. Treviso è veramente un grande esempio di questo. Grazie al dottor Andrea Rossi, geriatra, direttore geriatria dell'ospedale Canfoncello Treviso. Sindaco, pochi secondi per salutarci, speriamo di averla ospite ancora, cosa vuole dirci? Grazie, per me è stato davvero un piacere essere con voi, soprattutto quando si parla di questi temi di famiglie, di sociali. Oggi ce n'è davvero un grande bisogno, quindi grazie Mirella per essere portatrice di questi bei messaggi e anche grazie al dottore per averci accompagnato egregiamente e dato degli spunti davvero interessanti che anche per noi che facciamo, io non dico politica, ma ci mettiamo al servizio della comunità, sono importanti e cerchiamo sempre di recepire e per dare risposte. Quindi grazie di nuovo a tutti. E anche essere meno confusi per quanto riguarda i vaccini, è stato molto chiaro il dottor Rossi. Grazie Sindaco, grazie dottor Rossi, grazie anche a voi. La posta di Mirella.
te.